ringrazio veramente in maniera non formale ma di cuore la dottoressa Missana per l'impegno e chi le ha aiutata naturalmente anche in questi mesi, come ricordava già prima la questione dell'organizzazione, che è un evento promosso dall'Università degli Studi di Udine all'interno della sua appartenenza alla rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, assieme alla alla storica società operaia di mutuo soccorso e di istruzione di Cividale del Friuli. Queste due organizzazioni avevano pensato a un duplice evento in questi giorni, una serata a Cividale, una mattinata a Udine, che però, date le circostanze, abbiamo pensato di organizzare in maniera unificata con questo incontro che ha riscontrato, come abbiamo visto e vediamo dalla presenza di tutti quelli che ci stanno ascoltando, un interesse veramente che ci fa molto piacere. Quindi abbiamo già da questo la sensazione di aver individuato un tema e preparato un appuntamento che suscita appunto l'attenzione di molte persone. In particolare saluto, se mi permettete, le studentesse e gli studenti dell'Università degli Studi di Udine che hanno appunto accolto il nostro invito a partecipare a questo evento. Ricordo, come c'è scritto in varie aree, Facebook ma anche sul sito dell'Università, che l'evento viene registrato, viene seguito da chi si è iscritto mediante la piattaforma Teams, ma la registrazione farà sì che il video di questo incontro sarà poi disponibile sulla nostra area di video dell'Università di Udine, Play Uniud, su YouTube, quindi sarà visibile poi costantemente, quindi lo potranno rivedere anche, come sappiamo, altre persone, ancora studenti e studentesse, che in questo momento sono a lezione, quindi avranno la possibilità di ascoltarci in differita. Direi che questa è l'introduzione che volevo fare, ma ricordo anche che dopo gli interventi di saluto e gli interventi dei due nostri ospiti, che presenterò man mano che inizieranno a parlare, ci sarà la possibilità, c'è la possibilità di interagire. Io prego, ma lo gestiremo noi direttamente, e ringrazio Azaria Basile che ci dà una mano anche in questi aspetti tecnici oggi, in modo tale che ci sia la possibilità di fare una chat, quindi scrivete nella chat per favore. L'interruzione invece mediante audio e video in questo momento cerchiamo di evitarla, quindi escluderemo tutti gli audio e video delle persone collegate che non siano chi parla. Allora passiamo alla parte di avvio con gli indirizzi di saluto, e so che non è molto galante, ma è una questione proprio anche di modalità operativa prevista dal programma, quindi non è una sorpresa. Diamo la parola al collega professor Alessandro Gasparetto, che, come il sottoscritto, è di recente stato riconfermato nella delega del rettore, nel suo caso la delega alla ricerca, quindi dell'Università degli Studi di Udine. Lo ringrazio per la sua presenza e gli cedo allora il microfono. Sì, grazie, mi sentite? Allora, innanzitutto voglio ringraziare il collega Marangon, delegato alla sostenibilità del nostro Ateneo, e ringraziare tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento, i partecipanti e i relatori. È sicuramente un onore per la nostra università di poter ospitare un evento così importante e che prevede la presenza di relatori così di valore e di notorietà come il professor Caserini e Arcalli, che diciamo gode di notorietà anche televisiva. Quindi io porto i saluti istituzionali del magnifico rettore della nostra università, e questo convegno su crisi climatica ambientale, la ricerca, la didattica, la politica, l'etica individuale, questo è il titolo del convegno appunto, è sicuramente un qualcosa di enorme interesse, perché le problematiche climatiche e ambientali sono sicuramente sotto i riflettori di tutti in questo preciso momento storico. Proprio ieri abbiamo avuto un convegno
relativo al Green Deal europeo. Abbiamo avuto quindi possibilità di ascoltare quali sono le tematiche che vengono approcciate dalla Commissione europea per quanto riguarda l'interesse al clima, l'interesse alla neutralità climatica, che è un obiettivo che l'Unione Europea si pone entro il 2050, e quindi sicuramente anche questo convegno è in linea con tutta questa grande attenzione che c'è in Europa, ma non solo. L'altro giorno ero presso un'azienda siderurgica qua del territorio udinese, mi dicevano che le direttive più stringenti per quanto riguarda le emissioni, per quanto riguarda l'attenzione al green, non sono richieste da paesi europei ma addirittura dalla Cina. Quindi questa sensibilità ambientale verso il green è un qualcosa che si sta facendo strada a livello mondiale, anche in paesi che originariamente erano abbastanza refrattari a queste idee, come per l'appunto la Cina. Quindi sicuramente è importantissimo che queste tematiche vengano estese e percepite soprattutto a fasce della popolazione che magari per motivi appunto anche di accesso all'informazione o anche per motivi più legati alla contingenza di vita sono meno sensibili a certe tematiche. Io credo che il ruolo di noi come universitari, il ruolo degli opinion makers, il ruolo degli intellettuali, quelli dell'intelligenza, quella che una volta era l'intelligenza, sia anche proprio quello di cercare di diffondere questa sensibilità anche appunto ad altre fasce della popolazione. Quindi questa secondo me è la sfida che abbiamo davanti, in modo tale da non doverci trovare a rinunciare appunto all'estensione di provvedimenti, di concetti che sicuramente possono salvare il pianeta ma che non sarebbero ben accettati appunto da una certa appunto parte della popolazione. Quindi i cambiamenti climatici in particolare sono legati al nostro modello di sviluppo e quindi è, come immagino i relatori presenteranno, è necessario appunto agire per rivedere il nostro modello di sviluppo in modo tale da renderlo sostenibile e compatibile. Quindi di nuovo io concludo questo mio brevissimo intervento riportando i saluti e il piacere dell'Università di Udine nell'ospitare questo convegno. Io mi congratulo appunto con tutti, spero che sia solo il primo di una serie di eventi che ci consentano appunto di scambiare delle opinioni e di sviscerare certe tematiche appunto di importanza per la vita nostra, dei nostri figli e dell'intero pianeta, come quella dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, intrecciata appunto con il modello di sviluppo e con le problematiche sociologiche ed economiche ovviamente che questo può comportare, che chiaramente sono proprio il cuore del problema. Quindi grazie ancora a tutti e cedo la parola ritorno la parola al professor Marangoni. Grazie professor Gasparetto per queste belle parole. Nel sottotitolo dell'evento c'è anche la ricerca, quindi proprio citata, quindi decisamente un intervento molto calzante su quello che è l'evento. Approfitto perché mi arrivano le segnalazioni come quando arrivano i foglietti a quelli che presentano, no? Approfitto per salutare in questo momento di passaggio adesso di parola da un relatore all'altro le studentesse e gli studenti, ma anche gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado Percotto e Malignani, che hanno anche accettato il nostro invito. Quindi altra opportunità che non sarebbe stato così facile così cogliere, quella di incontrare anche ragazzi e ragazze più giovani di quelli che sono all'università, e questo credo sia un altro bel risultato di questo evento che stiamo organizzando assieme, vero Presidente Maria Cristina Novelli? Passo la parola a lei allora per il saluto introduttivo. Grazie a tutti naturalmente. Ecco, io credo che quello che sottende, cioè quello che nasconde il tema di questo incontro è un po' la domanda che ognuno di noi
specialmente quelli che oggi partecipano a questo evento che abbiamo voluto insieme all'Università di Udine e che naturalmente ringrazio, è che cosa si può fare per contrastare la crisi climatica, cosa ognuno di noi può fare. Allora, gli strumenti che ci possono aiutare a guardare con un realismo forse più sano e più assennato al futuro sono già in parte enunciati nel sottotitolo del convegno di oggi, cioè ricerca, didattica, politica, e qui penso anche alla politica economica naturalmente, e l'etica individuale. Ingredienti che, come dice la parola stessa, dovrebbero entrare dentro e far parte a tutto titolo del vivere della società, ecco, e che però vediamo difficilmente si amalgamano, e questo per due motivi principalmente. Uno, perché questi elementi dovrebbero collaborare fra di loro. Secondo, è perché devono anche dialogare, quindi mettersi in contatto, un po' anche, come dire, sporcarsi con le comunità locali, quelle che spesso sono un po' più distanti da questi ambienti, ecco. Anche perché poi, diciamocelo in maniera molto chiara, quello che comunico non è quello che io dico, ma è quello che l'altro percepisce. Quindi il problema è proprio questo, è quello di riuscire a trasmettere anche a chi non ha magari un livello culturale adeguato, eccetera, cioè tutto quello che può aiutarlo a crescere nel campo appunto di una maggior conoscenza. L'Università di Udine, ecco, da anni si posta il problema dell'informazione e della trasmissione del sapere scientifico, non solo per promuovere se stessa, ma anche per rendere proprio le conoscenze accessibili a un numero sempre più maggiore di persone non specializzate. E la collaborazione con la SOMSI di Cividale ne è un esempio lampante. Una realtà storica, quella che presiedo, che è molto anziana, ha oltre 150 anni, ma nel suo acronimo SOMSI racchiude parole antiche, desuete, cose quasi forse improbabili oggi, d'altri tempi, come ha scritto Claudio Magris, ma insieme coniuga due parole che io credo oggi siano di fondamentale importanza, e cioè quella della mutualità, quindi dell'aiuto reciproco, ma quello in particolare dell'istruzione. Istruzione non come dare nozioni, ma piuttosto come educare attraverso relazioni di ascolto e di empatia, direi quasi. Ecco, Maggio Scienza, che è un'iniziativa che noi da anni facciamo con l'Università degli Studi di Udine, ne è un esempio molto chiaro. Già nel 2018 avevamo fatto tutta una serie di incontri proprio sul problema dell'inquinamento ambientale e della salute ambientale. Ecco, quest'anno avremmo voluto farne uno, e lo faremo però più avanti, sperando che il Covid si allenti un po', ecco, sempre sulla sostenibilità legata all'ambiente, all'equità. Oggi credo che moltissimi si pongano una domanda: ma come mai c'è una mobilitazione personale, istituzionale così radicale per la pandemia da Covid e non c'è la stessa attenzione per un problema altrettanto grave come quello dei cambiamenti climatici e dei loro impatti? Eppure stiamo assistendo, no, a un pericolo imminente, quasi mortale per il nostro pianeta se non interveniamo subito, e quindi un pericolo per ognuno di noi. E ancora, la crisi renderà più difficile il cammino verso la sostenibilità? Possiamo sperare veramente nell'Europa? E qui torna, io credo, il problema delle alleanze, ecco, delle corresponsabilità con tutti, anche perché è risaputo che le leggi non precedono i convincimenti e tantomeno le sensibilità sociali, ma seguono questi. Quindi più saremo convinti, più avremo una sensibilità sociale alta su questi temi, e più sarà possibile che anche la legislazione e le direttive su questi temi abbiano forza.
Dunque io ringrazio ancora diciamo, questa occasione, in particolare l'ufficio della divulgazione scientifica dell'Ateneo che ci sostiene e che agevola i nostri rapporti con l'università, ma soprattutto perché queste iniziative ci aiutano a creare alleanze, creare corresponsabilità nella consapevolezza che la cosa più importante per qualsiasi persona è o dovrebbe essere conoscere sempre di più. Ecco, io termino il mio breve intervento e ripasso la parola. Grazie Presidente per queste belle parole, anche per le sue suggestioni che credo siano già entrate abbiano anche un po' pungolato probabilmente alcune riflessioni dei nostri ospiti. Quindi grazie veramente anche per la sua presenza e per il coinvolgimento che ci aiuta a fare questi bellissimi eventi che ricordo sono proprio all'interno, questo e altri, organizzato proprio all'interno di una iniziativa, di un'attività che l'università, anche la nostra, quella di Udine, ha, cioè di divulgazione della ricerca scientifica. Proprio c'è una missione all'interno dell'area ricerca, la dottoressa Missana e altre persone proprio si occupano di questo aspetto, che è veramente un aspetto assolutamente importante e centrale, che stiamo vedendo in vari fronti, oltre a quello di cui oggi parleremo, anche su altri, ha citato quello della pandemia, come sia un problema veramente molto molto delicato, importante da affrontare, che noi dobbiamo avere la forza e il coraggio appunto di sviluppare nei modi più corretti. Saluto, ci sono altre presenze istituzionali, rappresentanze istituzionali che sicuramente si stanno aggiungendo, si sono aggiunte, quindi le saluto tutte collegialmente, anche istituzioni anche europee, quindi saluto veramente tutti di cuore e li ringrazio per la presenza. È giunto dunque il momento di entrare nel vivo del nostro incontro con l'ascolto e magari anche in qualche dibattito con i nostri relatori. L'evento di oggi, sapete, è centrato sui temi ormai richiamati già da più interventi oltre al mio, e mettere assieme la crisi climatica con quella ambientale. Fra l'altro in un modo che credo non avessimo previsto. Ricordo che lo scorso 13 ottobre è una giornata che ha visto due cose che mi piace citare. Una a livello planetario internazionale, era la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Uno dice, beh, questo cosa c'entra? Il rapporto che è stato presentato dall'Ufficio delle Nazioni Unite pochi giorni fa su questo tema, il rapporto annuale, ha proprio evidenziato che il numero e l'entità dei disastri naturali che sono raddoppiati in 20 anni e attribuisce un ufficio delle Nazioni Unite questa intensificazione anche e se non soprattutto al tema dei cambiamenti climatici. Ma che cosa significa questo? Significa un numero di disastri, stiamo parlando di eventi catastrofici tra il 2000 e il 2019 oltre i 7.348, ma soprattutto più di 1 milione di vittime umane, ma anche, e questo mi ha colpito, per chi non mi conoscesse, delegato alla sostenibilità dell'Università di Udine, ma anche economista agroambientale, danni economici pari a quasi 3.000 miliardi di dollari. Lo so che questo sembra una traduzione gretta della questione, ma non lo è. Nello stesso giorno su queste cose anche si è occupato un interessante evento, fra l'altro coordinato proprio da chi adesso prenderà la parola, che si chiama proprio l'evento dedicato alla strategia, no? Cos'era? La definizione era Italy for Climate, no? È un report proprio sugli ambientali promosso a livello nazionale. Quindi l'altra settimana ricordo anche un'altra cosa e poi finisco con queste suggestioni anche mie introduttive. L'altra settimana il Parlamento europeo, esattamente il 6 ottobre, 10 giorni fa, ha votato la Climate Law, viene chiamata, cioè è una iniziativa particolare, impegnativa, ambiziosa, che l'Unione Europea, in questo caso la Commissione Europea e il Parlamento, si attenderà poi il Consiglio nei prossimi mesi che approvi anche questa strategia, che vi ricordo cerca di puntare ad un'Unione Europea neutrale dal punto di vista climatico e soprattutto delle emissioni dei gas climalteranti al 2050. Significa modificare strutturalmente in maniera pesante non solo le politiche, le azioni di grande livello, ma una quotidianità che quindi dobbiamo assolutamente mettere in campo come aspetto su cui ragionare e discutere. Ecco perché
Il titolo del primo intervento, mi piace molto, ce l'ha proprio il relatore, che adesso andremo ad ascoltare, è Un clima di contraddizioni, doppio punto, vivere sostenibili tra annunci verdi e realtà misurabili. Beh, direi che è un titolo che già ci fa capire come, e lo saluto dopo averlo fatto in maniera più informale prima di iniziare, saluto tantissimo Luca Mercalli per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ciao Luca, benvenuto. Fra l'altro, nella dicitura che ci ha suggerito per indicare quali sono le sue attribuzioni, le sue competenze adesso, la prima è quella di presidente della Società Meteorologica Italiana, che se non sbaglio anche questa ha più di 150 anni. Sì, è nata nel 1865. Ecco, quindi vedete che siete, abbiamo subito un collegamento tra rappresentanze ottocentesche tuttora ben vivaci e vitali, ma è anche docente di sostenibilità ambientale alla Scuola di Studi Superiori, no? Dell'Università di Torino, oltre che essere un noto giornalista scientifico e divulgatore con la D maiuscola, con tutta l'importanza che diamo oggi proprio in particolare a questo ruolo. Per cui grazie a Luca Mercalli per la sua disponibilità, gli passo il microfono e anche la videocamera. Prego. Grazie a Francesco Marangon, grazie all'Università di Udine che ha voluto, attraverso proprio Alessandra Missana, organizzare questo momento di riflessione. È già da molti mesi che ci stiamo lavorando, l'abbiamo cambiato in corsa proprio per la crisi sanitaria, trasformandolo in un evento in streaming, ma forse questa è una delle poche ricadute positive di questa grana del virus, perché abbiamo imparato a usare questi mezzi e visto che io vi sto parlando dai dintorni di Torino, dall'inizio delle Alpi occidentali, più di 600 km ci separano e sono molti chilogrammi di CO2 che ho risparmiato evitando un viaggio di persona. Quello di cui vi voglio parlare oggi però è una riflessione profonda sulla nostra situazione attuale che io non vedo con ottimismo. Sarei molto ottimista sulla soluzione dei problemi ambientali se avessimo molto tempo davanti. Allora dico, è solo una questione di penetrazione delle idee. Ci sono stati nella storia dell'umanità tanti processi lenti che, se li guardiamo con gli occhi di una sostanziale soluzione oggi, hanno avuto bisogno di un loro tempo culturale. Prendiamo l'abolizione della schiavitù. Era considerato un fatto normale anche negli Stati Uniti fino alla metà dell'Ottocento e poi di colpo, dopo tante battaglie, dopo un miglioramento culturale che ha dovuto toccare perfino le classi più elevate, perché la schiavitù era assolutamente accettata come un fatto normale dall'aristocrazia, dall'intelligenza, dai più colti anche della società di allora, improvvisamente poi sono arrivati i tempi maturi per abolirla e oggi sappiamo che là dove c'è ancora è bollata come una, insomma, delle peggiori grettezze dell'umanità ed è considerata un diritto, se vogliamo, cioè l'assenza di schiavitù è un diritto considerato, almeno sulla carta, inviolabile. Ma se parliamo di problemi ambientali invece il tempo non c'è, perché non abbiamo un confronto solo con la cultura dell'uomo, cioè con i rapporti tra di noi. Nel confronto tra i rapporti sociali tra esseri umani ci perde, se il diritto non c'è, quello che vive in quel momento, la situazione, ma non ci perdiamo sul lungo periodo. Sul lungo periodo c'è sempre un momento giusto per redimersi, dove l'effetto inizia quel giorno e si propaga poi per le generazioni future. Vale a dire, poveracci di schiavi che hanno dovuto sopportare 50, 100 anni, 200 anni in più un processo che si sarebbe potuto attivare prima, ma questo ritardo non ha compromesso nulla in chi ne ha beneficiato dopo. Quando invece parliamo di ambiente e parliamo di clima, noi non siamo in lotta con noi stessi, con i rapporti tra esseri umani, che devono essere regolati in funzione delle problematiche fisiche, però sostanzialmente noi ci confrontiamo con le leggi che regolano il funzionamento dell'universo e del pianeta, che non sono negoziabili.
sono leggi invarianti, ci sono state date perché funziona così l'universo ed è con loro che noi dobbiamo confrontarci. Allora qui ci sono dei tempi invece che non sono gestibili da noi, sono tempi dei processi naturali. Questi tempi ormai sono arrivati fondamentalmente al loro limite estremo di capacità di intervenire per risolvere i problemi. Abbiamo pochi anni nei quali possiamo ancora pensare di essere efficaci in una cura di questo malanno. Se non li usiamo, se li perdiamo, ancora una volta, semplicemente le conseguenze dettate dall'evoluzione delle leggi fisiche, biogeochimiche che regolano il pianeta non saranno più emendabili da noi. Entriamo in un dominio, possiamo dire, dell'irreversibilità, nel quale ci resterà soltanto purtroppo l'opzione di subire e di tentare di adattarci nei limiti del possibile, ma con un prezzo che sarà sempre più alto in termini di sofferenze e di privazioni di quello che invece sono le nostre aspettative ottimiste del futuro. Allora, questo tempo, che oggi si è ridotto a una manciata di anni, sapete che nei giorni scorsi ha fatto notizia questo orologio molto banale, un normale display con un contatore a New York dove c'è scritto circa 7 anni alla fine del mondo. Detto così, sono cose che fanno sorridere, non è il mondo che finisce fra 7 anni. Diciamo che fra 7 anni, 10 anni secondo qualcun altro, l'ordine di grandezza è quello che importa. Entro una decina d'anni finisce il tempo nel quale possiamo fare ancora prevenzione o cura, mettetela così. Prevenzione ne possiamo fare pochissima, cura ne possiamo fare un po', ma diciamo che possiamo ancora cambiare la traiettoria del nostro futuro, rendendolo meno ostile. Se perdiamo questa finestra di tempo, dopo i cambiamenti non saranno più sotto il nostro dominio, entriamo in quell'irreversibilità di adattamento con prezzi sempre più elevati. Il mio fondamentale pessimismo ormai deriva dal fatto che avevamo tutti questi tempi per fare queste scelte perché i nostri predecessori avevano fatto un ottimo lavoro. Cioè nel titolo di questo convegno, il titolo iniziale, non il mio, abbiamo messo ricerca, didattica, scelte individuali e politica. Allora la ricerca ha fatto, direi, ottimamente il suo mestiere. La ricerca scientifica sui problemi ambientali nasce alla fine dell'Ottocento. Ricordo che per il clima il capostipite possiamo definirlo in Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica, uno svedese che già pubblicò la teoria del riscaldamento globale dovuta alla combustione dei materiali fossili nel 1896. Poi la ricerca scientifica va avanti, complice anche il miglioramento dei mezzi tecnologici per acquisire queste conoscenze, e possiamo dire che verso la fine degli anni 70 è matura. Lo prova un rapporto importante, il rapporto Charney, dal nome di uno dei più grandi meteorologi della storia dell'umanità, Jules Charney, grande matematico, braccio destro di John von Neumann, l'inventore del computer, quindi stiamo parlando di pezzi da 90 della scienza. Jules Charney firma per conto dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, quindi c'è già una visione di comunità scientifica, questo rapporto sul ruolo dell'aumento della CO2 e del riscaldamento globale nel 1979. E qui comincia il problema, cioè cominciamo a perdere tempo. A fronte di una ricerca che ha fatto il suo dovere e che informa la politica insabbia, ostacola il processo di consapevolezza e di reazione. Il rapporto Charney non viene sostanzialmente considerato, perderemo i primi 10 anni di botto. I primi 10 anni perduti sono quelli che separano il 1979 dal 1988. Nel 1988 finalmente nasce infatti l'IPCC, il Comitato Intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha il ruolo di trasformare rapporti isolati nel mondo della ricerca scientifica o dei governi in un unico documento di consapevolezza globale per tutti i paesi componenti delle Nazioni Unite. E questo è molto importante perché nell'idea, quelli che chiamo i padri costituenti dell'IPCC nella fine degli anni '80, c'era un ottimismo fondamentale che era quello, ma adesso nessuno crede o vuole applicarsi con
con efficacia nella soluzione del problema dei cambiamenti climatici e ambientali perché non c'è un consenso. Ma nel momento in cui le Nazioni Unite pubblicheranno un rapporto unitario, autorevole, vedrete che tutto cambierà e improvvisamente ci daremo da fare. Non è stato così. Pure l'IPCC, che è costituito dai rappresentanti scientifici di quasi tutti i paesi del mondo, è stato attaccato più volte e, se vogliamo, neutralizzato in questo suo tentativo di essere autorevole, un po' come accade anche oggi con il negazionismo sul Covid. Nonostante il virus sia una realtà scientifica documentata dai nostri colleghi che studiano quello, poi si creano delle dinamiche anche ridicole, per cui se non hai il morto in casa il virus non esiste. Cioè, chi sta bene dice: ma io non voglio stare chiuso in casa, non voglio il lockdown, non voglio la mascherina, non voglio le limitazioni della vita personale, privata, e quindi dico: ma io sto bene e quindi il virus non c'è. Poi ovviamente chi con il virus è venuto veramente a contatto e ha avuto il morto in casa ha la verifica della realtà, no? Che irrompe nella nostra vita e improvvisamente ci sveglia. Spesso però svegliarsi avviene troppo tardi, non lo possiamo fare con il clima. Con il clima e l'ambiente le dinamiche sono così grandi che quando la realtà irromperà nella nostra vita non possiamo mettere una mascherina, non possiamo fare il lockdown con il cambiamento climatico. Siamo poi soltanto costretti a subirne le conseguenze. Allora bisogna sfruttare questo momento ancora che abbiamo disponibile per far capire la dimensione enorme e inedita di quello che abbiamo davanti. E metto ancora qualche data per tracciare questa storia, perché la storia del passato, di come abbiamo affrontato questo problema, secondo me è importantissima e troppo poco nota e non ci permette di tesaurizzare anche gli errori fatti. Dopo il 1988 esce il primo rapporto sui cambiamenti climatici e finalmente c'è una sufficiente conoscenza avallata dalla ricerca mondiale che il problema climatico diventerà il più grande problema per la storia dell'uomo, dell'umanità. E questo porterà già nel 1992 alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che verrà firmata da praticamente tutti i paesi a Rio de Janeiro. Vedete quanto tempo perso, sono sostanzialmente 30 anni. 30 anni fa c'era già la maturità, anche politica, non solo quella scientifica. La maturità politica che si era trasferita in una convenzione che doveva poi dare atto a dei provvedimenti concreti per ridurre l'impatto sul clima, ma aggiungo in senso lato sull'ambiente, perché non c'è solo il clima. Ricordiamoci che i grandi limiti planetari che noi stiamo superando con la nostra attività demografica ed economica, cioè siamo troppi e consumiamo troppo e male, riguardano anche la perdita della biodiversità. Gli allarmi qui sono drammatici da parte dei nostri colleghi biologi. Stiamo sostanzialmente attivando la sesta estinzione di massa, nella quale potremmo essere inclusi. Abbiamo i problemi di acidificazione degli oceani, di deforestazione, di eccessivo uso dei suoli, eccessivo uso di acqua dolce, lo squilibrio dei cicli dell'azoto e del fosforo. C'è insomma un complesso di problemi, sono circa una decina, in cui c'è anche il clima. Ma tutti sono problemi importanti e tutti tendono a diventare, oltre una certa soglia, irreversibili. Sono i limiti planetari già definiti nel 2009 da Johan Rockström in un importantissimo articolo che uscì su Nature, che definì lo spazio operativo sicuro per l'umanità. Però vedete, gli anni continuano a passare, dal 2009 a oggi sono altri 11 anni perduti. Questi allarmi in sostanza sono passati sopra le spalle dell'umanità come gocce di acqua fresca. Non hanno prodotto mai un impegno, ma anche una tensione morale, una tensione psicologica, come invece sta almeno in parte accadendo con coronavirus, per farci reagire in modo concreto. Io vi faccio vedere un libro uscito in italiano. Questo è un'analisi degli autori del primo rapporto sui limiti alla crescita, che uscì nel 1972 nella sua prima forma, e 20 anni dopo, nel 1992, l'anno della grande conferenza sul clima delle Nazioni Unite e sull'ambiente a Rio de Janeiro, fanno il bilancio 20 anni dopo. Quindi qua dentro c'è già una critica di come erano stati buttati via
20 anni dalla redazione del primo rapporto sui limiti alla crescita, che condannava in sostanza l'impossibilità di crescita infinita in un pianeta finito. Il problema climatico nel 1972 non era ancora ben definito, era inserito in un più generico problema ambientale. Però gli autori, tra cui la grande Donella Meadows, ormai scomparsa, donna di eccezionali visioni di futuro, ma anche Dennis Meadows e Jorgen Randers, tuttora viventi e molto frustrati e delusi, questi grandi ricercatori dell'MIT avevano pubblicato, usando un modello matematico, il primo rapporto sui limiti alla crescita economica. Nel 1972 furono derisi, si disse loro che i calcoli erano sbagliati, che tanto con la tecnologia avremmo risolto tutto. 20 anni dopo tracciano il loro bilancio e dicono: abbiamo già buttato via 20 anni. E nel frattempo, in questi 20 anni, tutti gli indicatori sono peggiorati. Io adesso mi metto a fare i 30 anni successivi sostanzialmente. Vedete che qua stiamo parlando ormai di una cinquantina di anni buttati via. Allora l'urgenza adesso diventa drammatica. Quindi vengo alle considerazioni sugli annunci verdi e la misurabilità. Io sono un po' stufo di annunci verdi. Qui tutto sta diventando verde perché fa moda, perché cominciamo a capire che certamente il tema ambientale è importante. Ma da qui alla soluzione concreta dobbiamo misurare i nostri progressi, altrimenti non serve a niente. Guardate, c'è un modo molto facile per capire che cosa vuol dire misurabilità delle nostre azioni verdi, comprese il Green Deal, che è appena ai suoi passi iniziali e speriamo che si concretizzi in parte. Ognuno di noi ha a cuore, speriamo, la propria salute e quando gestisce la sostenibilità della propria salute ha bisogno di indicatori. Gli indicatori sono magari fare l'esame del sangue e uno sta sempre attento che la glicemia non superi certi livelli per non avere il diabete, che il colesterolo non cresca oltre un certo limite per non avere l'infarto e così via. Sono quelli i numeri che contano, tutto il resto sono chiacchiere, no? Ah, ma io faccio attività fisica, ho una dieta sana, va bene, può anche essere vero, ma il medico dice: a me importano quei numerini lì. Se quei numeri non rispettano i limiti, tu sei un soggetto a rischio e quindi o prendi dei farmaci o fai una dieta migliore, cambi stile di vita, oppure io non credo alle cose che tu mi dici, sostiene il medico. E ha fondamentalmente ragione, perché quello che contano sono poi i dati misurabili. Se la glicemia è alta vuol dire che la tua dieta non è buona e il diabete incombe. Allora, nel caso del clima, perché oggi ci focalizziamo di più su questo, ma non dimentichiamo tutti gli altri problemi, uno dei dati fondamentali è la concentrazione di CO2 in atmosfera. L'ultimo valore di quest'anno, il valore massimo che ha raggiunto nelle sue piccole fluttuazioni annuali, è 417 parti per milione. È il valore più elevato della storia dell'intera umanità e addirittura, secondo gli ultimi dati estratti dai fossili, è il valore più elevato degli ultimi 23 milioni di anni. Cioè non c'era neanche l'uomo 23 milioni di anni fa, non c'erano nemmeno gli ominidi, non avevamo nemmeno iniziato il nostro cammino evolutivo, che data circa 6 milioni di anni. Ma se prendiamo Homo sapiens, noi abbiamo solo 200.000 anni, quindi una finestra veramente stretta, limitata di questo tempo. Eppure CO2 è arrivato lì al suo valore massimo, quindi più pericoloso, più inquietante, perché sta proiettando il nostro sistema climatico in un ambito sconosciuto, ignoto alla nostra specie. Noi non ci siamo evoluti in un sistema climatico con questi parametri. Dai 417 parti per milione di CO2 deriva poi l'aumento di temperatura osservato finora, 1,2 gradi complessivamente a livello medio planetario negli ultimi 150 anni, ed è la febbre, possiamo dire, è il sintomo. L'aumento di CO2 e degli altri gas serra è la causa della malattia, il sintomo è la febbre. Questa febbre sta continuando a crescere, gli scenari, cioè la prognosi, ci dicono che se continueremo a mantenere alto il livello di emissioni, cioè di intossicazione dell'atmosfera, la temperatura potrebbe salire entro questo secolo, al 2100, anche di 4-5 gradi.
con tutta una serie di conseguenze, dall'aumento del livello dei mari alle siccità più lunghe, eventi estremi. Non la faccio lunga, queste ormai sono cose che più o meno sono entrate nella narrazione. Se invece facciamo la cura in fretta e con efficacia, possiamo sperare non di guarire, cioè non di abbassare la febbre al suo livello normale, cioè a 37 per un corpo sano, non sopra i 37, ma mantenerla entro 2 gradi in più dal corpo sano, cioè convivere con una febbre a 39. Notate che qui dentro c'è già una sconfitta. Se avessimo iniziato a curare la malattia nel 1992, forse potevamo permetterci una febbre di 1 grado, potevamo convivere con una febbre a 38. Invece già adesso si dà per scontato che la miglior cura possibile sia una febbre a 39. Però meglio 39 che 42, a 42 sei morto e finisce la storia. Allora, questa febbre a 39 gradi però, per riuscire a mantenerla tale, ha bisogno di una terapia d'urto. Non avendo fatto la prevenzione nei 40 anni, 30, 20 precedenti, in questi 7-10 anni che abbiamo davanti ci vuole una dieta ferrea e bisogna rispettarla e non si può barare, perché è l'ultima possibilità prima che la malattia diventi terminale. E qui arrivo alla misurabilità. Tante chiacchiere sia a livello di greenwashing nelle aziende, nelle nostre attività quotidiane, nei governi, tutti parlano di faremo, usano il futuro, faremo, piano piano, questo è un altro termine che nell'ambientalismo buonista ricorre molto, ma sì, ci sono segnali positivi, piano piano, ma piano piano un corno, piano piano potevamo permettercelo 40 anni fa. Oggi bisogna andare forte forte. Una grande presa di posizione su questo tema è stata esemplare da parte dell'ex ministro della transizione ecologica francese nell'agosto del 2018, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, grande ambientalista francese che fu scelto da Macron come ministro, ha lavorato 15 mesi come ministro e poi si è dimesso, incazzato nero contro il governo Macron, dicendo: basta con la politica dei piccoli passi ambientalisti, io ho bisogno di fare grandi passi, ma se non me li lasciate fare, perché c'è sempre un interesse di lobby che preme di più, perché avete paura del crollo economico, perché avete paura della disoccupazione, notate che erano tutte cose che diceva prima del Covid, allora io me ne vado. Me ne vado perché non voglio essere un ministro complice di questa finta narrazione di un ambientalismo dei piccoli passi, allorché invece abbiamo bisogno dei grandi passi. Cioè la dieta non si può fare così, non mettendo ogni tanto lo zucchero nel caffè. La dieta va fatta a pranzo, a cena, a colazione, tutti i giorni, mangiando zucchini bolliti e basta. E nessuno la vuole fare. La dieta non piace. La dieta è vero che ci salverebbe, ma porta a una rinuncia eccessiva all'inizio, per cui viene da tutti respinta o edulcorata. La dieta facile, dimagrisci bevendo l'acqua minerale, come ci sono certe pubblicità, che bello, magnifico, basta bere l'acqua minerale e dimagrisco, poi guarda caso non funziona. Allora, misurabile vuol dire che tutti questi atti verdi di cui sentiamo parlare ogni giorno dovrebbero dare alla fine un risultato. La CO2 sta diminuendo? Risposta: prima di Covid, no, sta aumentando. Gli altri problemi ambientali, la plastica negli oceani sta diminuendo? La risposta è no, sta aumentando 30 milioni di tonnellate di plastica all'anno negli oceani. Ultimi lavori pubblicati fanno le stime e dicono: fra 30 o 40 anni avremo raddoppiato la quantità di plastica negli oceani. Non possiamo farcela se non impedendo all'origine la produzione, o tassandola, o generando comunque dei terremoti anche economici nel nostro modo di vivere. Non basta non prendere la borsina al supermercato, mettere 10 centesimi di tassa, non serve. Rallenta un pochino, ma tutte le altre dinamiche mondiali crescono così tanto che alla fine il risultato finale è il colesterolo sale, anche se tu per un giorno non hai mangiato la torta alla panna. Quindi tutti questi indicatori ci dicono che se guardiamo ai dati misurabili non c'è alcun effetto migliorativo. Poi arriva la crisi Covid e qui improvvisamente, magia, vediamo dei numeri consistenti, finalmente misurabili in termini di riduzione dell'impatto.
guardate, io non voglio affatto dire che la crisi Covid è una buona cosa, io voglio dire che ci ha fatto fare un esperimento obbligatorio. 8,8% di diminuzione delle emissioni di CO2 per l'anno 2020. Bene, questo è un dato misurabile. L'abbiamo ottenuto come? Stando chiusi in casa in molti paesi per almeno un paio di mesi, non usando più l'aereo, non usando più la macchina, consumando in generale di meno, facendo meno shopping, comprando meno cazzate. Comunque questa roba qui tutta insieme ha prodotto un po' meno del 10% di riduzione delle emissioni. Finalmente un numero concreto, mentre prima erano solo chiacchiere. Adesso quindi la sfida si tratta di mantenere riduzioni di quella entità per ottenere i risultati dell'accordo di Parigi. L'IPCC, l'Istituto di Ricerca tedesco, lo hanno detto pochi giorni fa, hanno detto se volete mantenere i 2 gradi di aumento di temperatura entro il 2100, cioè la soglia di sicurezza per evitare la crisi climatica più grave, bisognerebbe mantenere i livelli di riduzione dovuti a coronavirus e ai lockdown per sempre, o almeno per sempre, fino al famoso 2050 della neutralità climatica. E qui arrivo io a dirvi, ma qual è quel politico che avrà le spalle così larghe da imporre cambiamenti strutturali per ottenere questi stessi risultati? Tutti si stanno già lamentando degli effetti perniciosi sull'economia. E poveracci tutti quelli che lavorano nell'aviazione civile, adesso sono tutti a terra, che facciamo? Chiudiamo tutte le compagnie aeree? Bisogna sostenerle. E poveracci quelli che avevano il ristorante o il bar in Piazza Duomo a Milano, adesso facciamo tutti il telelavoro, la teledidattica, il tele qualche cosa, e chiude il ristorante, chiude la mensa. Come facciamo? O invitiamo di nuovo la gente a lavorare negli uffici come prima, o abbiamo il problema della chiusura di quei esercizi. Insomma, ogni volta che tu vai a cambiare qualcosa nello schema ormai così complesso e interconnesso dell'economia globale attuale, qualche categoria soffre e si lamenta. E non si può mai arrivare alla soluzione del problema perché o ci sono i forconi in piazza o ci sono i disoccupati. Allora vedete com'è difficile adesso. O Covid decide per noi, la cosa non mi piace. Non mi piace, però purtroppo è l'unica che sta dando un effetto. Se invece siamo noi a negoziare, c'è sempre un tentativo di tenere il piede in 2 scarpe. C'è un bel detto francese che dice on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non possiamo avere il burro e il denaro del burro. Se abbiamo comprato il burro, abbiamo speso il denaro. E se teniamo il denaro in tasca, a meno che non abbiate rubato, non si può avere il burro. In sostanza noi siamo in una situazione dove qualche scelta un po' più radicale anche sulle nostre vite dobbiamo farla. Un italiano emette 7 tonnellate di CO2 all'anno. Da qualche parte dobbiamo cominciare a toglierla. Allora, se io non prendo più l'aereo e non vado per una volta a New York, ho già quasi risparmiato 1,5 tonnellate, 2 di CO2. Bene, allora non voliamo più. Io personalmente non volo più da 2 anni, non prendo più un aereo. Mi riservo di prenderlo per casi di forza maggiore, un terribile problema familiare, spero di non averlo mai, e quindi non uso più il volo per turismo, per i congressi, funzionano bene questi metodi che stiamo usando ora. Dobbiamo fare qualcosa sulle nostre case, adesso abbiamo il super eco bonus, bene, ma bisogna che sia obbligatorio. La riqualificazione energetica delle case in Italia, che è il paese al mondo che ha il miglior provvedimento di legge per la ristrutturazione degli edifici, il migliore, nessuno ha l'ecobonus del 110%, sta procedendo a un tasso inferiore all'1% all'anno, cioè di questo passo avremo riqualificato il patrimonio italiano quando ormai il pianeta sarà in fiamme. Allora per farlo bisogna correre, il 2, il 5% all'anno di riqualificazione. Ma non sta avvenendo nemmeno con un provvedimento così generoso come quello italiano. Pensate negli altri paesi. E qui stiamo parlando di una cosa che è tutta positiva. Nella casa tutti i risparmi sono guadagnati. Stai al caldo lo stesso, al fresco d'estate, riqualifichi la casa, spendi meno di bolletta, inquini meno l'ambiente. Bene, una cosiddetta logica win-win.
tutti contenti. Nelle altre no, se ti chiedo di non volare, ti chiedo un sacrificio, se ti chiedo di non usare la macchina, se ti chiedo di mangiare meno carne, di consumare meno oggetti, ti chiedo dei sacrifici. E chiedo dei sacrifici anche a tutta quella parte di economia che è collegata a questo cinghia di trasmissione. Se io cambio un telefonino in meno, ogni 2 anni chi produce i telefonini guadagnerà di meno, avrà meno posti di lavoro. È anche vero che una parte dei posti di lavoro li possiamo trasferire. Consumo una cazzata in meno, ma tanto dovrò costruire un pannello solare in più e questo va bene, sposto i posti di lavoro lì. Tutta l'aviazione civile che non volerà più, li riqualifico e li metto a occuparsi delle energie rinnovabili, per esempio. Però per fare questo ci vuole un colossale impegno di tutta la società, di tutta la politica, di tutta l'economia e io non la vedo. Sto per chiudere il mio monologo e non abusare più del vostro tempo. Qual è allora il problema? È che noi non ci siamo ancora resi conto della dimensione della sfida che abbiamo davanti. Covid a confronto è una passeggiata, proprio perché la somma di tutti i problemi ambientali fra 10, 20, 30 anni, soprattutto sui nostri giovani, sulle giovani generazioni, incomberà poi come una cascata di problematiche irreversibili. Noi dobbiamo renderci conto di essere già dentro una catastrofe e smetterla con questa narrazione buonista, andrà tutto bene, piccoli passi, piano piano, ce la faremo, intanto continuiamo a vivere così. Bisogna vivere in uno stato di emergenza e nuovamente vi dico il tempo che abbiamo perso. Allora, guardate questo libro, è Per un catastrofismo illuminato, Jean-Pierre Dupuy, che è un filosofo francese. È stato scritto nel 2002, quasi altri 20 anni buttati via. Qua dentro c'è scritto proprio questo, dice: l'uomo non riuscirà a occuparsi di questa catastrofe finché non si renderà conto di esserci dentro. E come tutte le catastrofi, quando ci sei dentro reagisci con una maggiore efficacia. Quindi io non sono neanche più dell'idea che oggi abbiamo sbagliato la comunicazione dando troppo panico, come dice qualcuno. Ma abbiamo sempre fatto un racconto catastrofista dei problemi ambientali, invece siamo positivi, diciamo che non ha funzionato. A essere positivi vuol dire, va bene, allora ci sono già tutte le soluzioni e poi qualcun altro se ne occuperà al posto mio. Io adesso me ne prego e vado di nuovo a prendere l'aereo, mi compro la Ferrari, sgaso, faccio tutto quello che voglio perché tanto qualcuno ha già risolto il problema. No, il problema è grave e non è risolto in questo momento da nessuno e nessuno sa come risolverlo. Anzi, ogni giorno che passa i numeri sono pipiù impietosi. Prima di tutto ci vuole questa maturazione culturale. Winston Churchill ha convinto l'impero britannico a lottare contro il nazifascismo soltanto quando le bombe hanno cominciato a cadere su Londra e ha fatto il famoso discorso alla nazione nel 13 maggio del 1940: non ho da offrirvi se non lacrime, sangue, fatica e sudore. Il premio però era la vittoria e ce l'hanno fatta. Ora, anche noi oggi siamo un po' in quella situazione. Lacrime, sangue, fatica e sudore bisognerà tirarle fuori. L'unica differenza rispetto all'annuncio di Winston Churchill è che noi possiamo un po' negoziare, cioè le bombe stanno già cadendo, le bombe metaforiche del clima e dei problemi ambientali, ma possiamo sederci tutti insieme a un tavolo parlamentare globale dove negoziare che cosa salvare del nostro mondo in termini di welfare, di qualità della vita e che cosa dobbiamo invece buttare come zavorra. Altrimenti, capra e cavoli, non riusciamo a salvarli. A qualcosa bisogna avere il coraggio oggi di rinunciare e darci dei limiti. Il mondo dorato che diventa, anzi il mondo tutto verde, che si dipinge soltanto di questo colore, mantenendo però tutto quello che c'era prima, che non c'è mai il coraggio di spegnere, non può funzionare. Il medico ti dice: mi stai barando, tu mi dici che fai la dieta, ma in realtà di notte apri il frigorifero e continui a mangiare. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a Luca Mercalli per questa interessantissima carrellata, sicuramente che ci provoca, ci stimola, ci preoccupa, ma non può essere che così. Questo incontro è fra quei tipi di incontri che appunto vogliono sollevare l'attenzione sull'urgenza,
sulla gravità della situazione, che a parte è come quello che dicevi prima, Luca, del fatto del negazionismo sul Covid, no? Finché non ti tocca direttamente c'è questo atteggiamento. Questo è una caratteristica umana, ahimè, non è una novità nella storia degli esseri umani, no? Finché non ti tocca direttamente, quindi finché non ti arriva l'alluvione, il disastro, il tornado, penso ad eventi che hanno colpito il nostro paese, ma anche qui al nord-est, come al nord-ovest anche recentemente. Ecco, però il giorno dopo sembra che ci sia questo desiderio di tornare al punto di partenza, tornare a dove eravamo. Allora, a me piace molto, introduco anche un elemento così di raccordo, un po' di discussione, di commento, magari delle varie suggestioni che ci hai dato, e anche di raccordo con chi parlerà dopo, ma approfitto anche per sollecitare chi ci sta ascoltando, se vuoi scrivere nella chat già qualche commento, qualche domanda, ci siamo, ben volentieri, con una situazione che stiamo osservando in generale, che abbiamo osservato in questi mesi anche come sistema universitario. C'è un'espressione che gira, è che questo del rimbalzo in avanti, cioè c'è questo tentativo di dare un segnale. Sono immagini, sono quasi slogan, so che possono avere anche il limite di questo genere di comunicazione, ma per dare un segnale, attenzione, non cerchiamo di fare anche queste massicce iniziative di investimento pubblico che arrivano per esempio nel contesto europeo e quindi anche italiano, no? Il Next Generation EU, queste cose, o il Recovery Fund come viene detto, questi valangate per certi versi di risorse, ma le vogliamo proprio usare per tornare a dove eravamo. Questa è la sensazione che hai, è questa il più delle volte, non so se la condividi, prima cosa. Seconda cosa, così magari se vuoi già dare una tua considerazione su questi aspetti, che però hai già affrontato, e sugli strumenti. Allora, è chiaro che la gravità della situazione significa anche adottare, orientare le iniziative a tutti i livelli. Hai fatto ben percepire che qui c'è una responsabilità su tutti i livelli, ma possiamo dire noi siamo piccoli, ne possiamo fare, devono fare tutti, o viceversa, no? Sembra che debba solo dipendere dal nostro comportamento quotidiano. Ma ci sono strumenti potenti. Nell'iniziativa dell'altro giorno a livello nazionale del Italy for Climate, per esempio, ne discutevamo qualche giorno fa, era il discorso della carbon tax, cioè di questi strumenti economici. Tu dicevi prima, hai fatto la battuta, la sollecito questo perché prima in un tuo passaggio hai sottolineato il fatto non basta la piccola tassa sul sacchetto di plastica che facevi, però attenzione che questi possono essere strumenti, ma sono quegli strumenti che devono essere portati al livello della gravità, non palliativi, non piccoli segnali che poi scontentano tutti, non sono sufficienti e danno fastidio, perché mi ricordo quando fu proposta quella tassa sui sacchetti biodegradabili, ti ricordi la sollevazione, le interviste della gente al supermercato, sembrava che a quel punto, altro che il Covid. Ecco, queste sono solo due prime suggestioni, se vuoi dire qualcosa, ma se no altrimenti passiamo alla... Prego. Ma no, io ti dico, ci sono migliaia di esempi di questo genere che possiamo fare. A me sembra che viviamo dentro la contraddizione, perché non c'è intanto una visione coerente. La visione coerente è difficile da portare avanti, ma si può fare perché abbiamo i numeri per misurarla. Cioè, se noi ogni cosa che facciamo ne facessimo una sorta di life cycle assessment, no? La LCA, la valutazione del ciclo di vita, ci accorgeremmo che molti provvedimenti che hanno un'etichetta verde in realtà non lo sono, perché consumano materie prime, producono rifiuti e producono emissioni, anche se nella piccola finestrella che ti fanno vedere c'era apparentemente una scelta ambientale. Ecco, questi numeri non li vediamo mai, non c'è mai un bilancio energetico nelle cose che facciamo, meno che mai nelle grosse scelte politiche che vediamo anche in questi giorni. Io temo che moltissimi di questi denari verranno utilizzati per fare delle cose che verranno anche etichettate come sostenibili, ma non dimostrabili. Invece bisogna dimostrarlo, e i numeri sono le tonnellate di CO2, i kilowattora di energia rinnovabile, quelli nuovi prodotti e quelli invece preservati, non utilizzati. È un po' la storia anche del paradosso di Jevons.
quell'ingegnere inglese che nell'Ottocento disse chiaro che la macchina a vapore, altamente inefficiente all'inizio della sua storia tecnologica, poteva essere migliorata, ma via via che la miglioravamo ne usavamo di più, e quindi comunque il consumo di carbone sarebbe cresciuto. Ecco, io lo vedo ogni giorno, per esempio, ti faccio un esempio pratico, le lampade a LED. La lampada LED consuma 1/10 delle lampade tradizionali a incandescenza o 1/5 di quelle a fluorescenza. I comuni sostituiscono gradualmente il parco dell'illuminazione pubblica con le lampade a LED e dicono che hanno fatto qualcosa di verde. Ma che cosa fanno? Mettono più punti luce. Visto che consuma di meno, ne mettono di più perché i cittadini chiedono più luci per essere difesi dal ladro, la sicurezza, le macchine. E insomma, alla fine consumiamo come prima e talora più di prima, cioè non c'è mai fine al processo espansivo. Io non vedo mai un paletto dove si dica la luce è già più che sufficiente, la trasformiamo in LED, ma magari spegniamo anche alcuni punti luce non necessari, in modo da consumare di meno di prima. Tutto questo processo di paradosso di Gibbons invece sta dilagando per tutte le cose che noi facciamo, ma già da casa nostra i protagonisti siamo noi, il cattivo non esiste. Adesso sento in questi giorni prendersela tantissimo con Leni che addirittura va nelle scuole e nelle università e fa educazione ambientale. Va bene, mi fa sorridere la cosa, però alla fine il petrolio, chi è che lo consuma? Dai, non è che il petrolio è comprato da capitalisti di Marte, per cui Leni fa affari sulle nostre spalle. Il petrolio lo compriamo io, te, ma anche io. La macchina va a gasolio, va a benzina, chi ha la caldaia a gasolio, il gas che comunque è fossile. Siamo tutti noi gli acquirenti dei combustibili fossili. Leni semplicemente soddisfa una domanda e lo fa anche bene da un punto di vista professionale. È una grande azienda, tecnologicamente all'avanguardia. Certo, potrebbe fare meglio, può dedicarsi di più alle energie rinnovabili, ma ci rendiamo conto che il petrolio non è che va altrove fuori dal pianeta, viene consumato da una parte di questi quasi 8 miliardi di persone, e più ne usiamo e più chiaramente ci verrà fornito. Siamo noi che dobbiamo pian piano, vedete che ho già sbagliato, mi sono già contraddetto, talmente siamo infarciti di questa... la potenza Siamo noi che dobbiamo molto rapidamente contrarre il nostro consumo. Se riusciamo a farlo, mantenendo sempre uno standard di vita accettabile, questo io lo metto come condizione. Non sto parlando di pauperismo, sto cercando però di dirvi che non possiamo, e che io oggi ho aperto un giornale e ho visto una pubblicità, una recensione. Nuova Audi ibrida, ma 436 cavalli, da 0 a 100 in 5,4 secondi. Ma scusate, vedete le contraddizioni? Non abbiamo bisogno di quella macchina. Abbiamo bisogno di una macchina elettrica piccola che mi porta dal punto A al punto B, che consumi il meno possibile, che pesi il meno possibile, possibilmente in sharing, senza doverne nemmeno avere la proprietà. Quella pubblicità continua invece la narrazione di un mondo che non può più esistere. Chiudo perché poi so che Stefano adesso darà un sacco di dati interessanti e darà la sua lettura alla situazione. Chiudo con una sollecitazione invece a te come economista. Cioè, purtroppo dobbiamo uscire anche dal dogma della crescita infinita in un mondo finito. Questo è il problema, secondo me, che sta sopra tutti. Non dico che sia facile, non dico che si possa fare in una notte, ma in questi 7 anni sarebbe bello se anche venissero esplorati di più quei metodi che cercano di avere un'economia prospera, che ci dà una buona vita, senza essere schiava del dover consumare e produrre ogni anno di più, di questo PIL che deve crescere per rifondere il debito del passato. Mettiamo un tappo finale a questa cosa. Io mi immagino un'economia che fra 7 anni prima studia il problema, fa una struttura economica alternativa, e il 31 dicembre del 2027, come per l'euro, magicamente sostituiamo un'economia con un'altra, speriamo meno impattante nei confronti delle risorse del pianeta. Un bel impegno, ci dai anche poco tempo, ma ci stiamo lavorando, ci stanno. Io sono un semplice economista applicato,
che segue queste cose. E all'interno dell'università, anche italiana, abbiamo questo tipo di tentativo e di sforzo dal punto di vista dello studio economico, ma non solo, direi a livello interdisciplinare. Questo commento mi permette adesso di introdurvi, dopo questa prima panoramica e anche ricca serie di indicazioni che ci ha dato Luca Mercalli, il secondo nostro ospite della giornata, ed è Stefano Caserini, l'avete visto dal programma, e Stefano, fra l'altro, credo in maniera idealmente proprio collegata, ma lo sapevamo, ha proposto un titolo: Dalla conoscenza scientifica alle azioni di mitigazione. Quindi lo sforzo della ricerca, ma direi anche della didattica. A questo proposito, ricordando che il professor Stefano Caserini è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, aggiungo anche, ed è questo anche uno dei motivi per cui lo ringrazio per la sua presenza, è anche il coordinatore del gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, che oggi aggrega in Italia, dopo 4 anni, diciamo 5 dai, proprio per esagerare, di lavoro, 77 atenei che in maniera trasversale, in tutte le discipline, cercano proprio di spingere l'attenzione a partire dall'interno dell'università, ma soprattutto per poi contagiare l'esterno sul tema dello sviluppo sostenibile e soprattutto partendo dalla grande spinta di Agenda 2030 del 2015. A proposito di questo, volevo segnalare che nei prossimi giorni, precisamente il 20 ottobre, l'Università di Udine, seguendo l'esempio di altre università della rete, farà partire un corso di base sullo sviluppo sostenibile che noi proponiamo come corso a tutti gli studenti e le studentesse che entrano all'Università di Udine. È un numero limitato di ore, l'abbiamo organizzato proprio come spinta di un progetto della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, ed è un esempio di che cosa significa lavorare concretamente sulla cultura dello sviluppo sostenibile in questa rete, che credo sicuramente sarà un elemento e un riferimento di cui appunto adesso ci parlerà Stefano Caserini, a cui passo la parola ringraziandolo per aver accettato il nostro invito. Grazie Francesco, grazie appunto per aver invitato anche me. Quindi io mi collegherò all'intervento di Luca, cercherò appunto di mostrare anche quali sono le strategie che si stanno mettendo in campo per cercare di venire insomma, di fare più la svelta possibile le cose che Luca ha spiegato e ha già spiegato anche le ragioni. Quindi io vorrei partire, io mostrerò delle slide, condivido quindi il contenuto della mia presentazione in PowerPoint. Ecco, partiamo da qua. Si vede tutto bene, sì, perfetto. Tutto bene, ok. Allora, dunque io vorrei partire, perché sennò poi me lo dimentico alla fine, dicendo 2 parole, perché ho visto che ci sono anche molti ragazzi collegati anche su cosa si sta facendo nell'ambito accademico, e proprio per venire incontro a quello che diceva Luca sulla necessità di misurare. Ecco, siccome si fanno tante cose all'università, l'obiettivo del gruppo di lavoro innanzitutto è stimare le emissioni di CO2 legate all'attività degli atenei, e questo non è semplicissimo, per questo stiamo definendo le informazioni, le metodologie, definire dei piani di riduzione con degli obiettivi, con delle misure, cercare poi di quantificare per portare gli atenei a prendere degli impegni di riduzione delle emissioni da monitorare, ecco, in modo tale che anche gli atenei possono dare il contributo. È chiaro che negli atenei gli studenti passano solo una parte del loro tempo, ma sappiamo che ci sono atenei con molte decine di migliaia di persone, e alla fine sono molte decine di migliaia di tonnellate di CO2 che, sommate per tanti atenei, possono dare un contributo, ma anche perché è importante l'azione anche così culturale di front line, di frontiera che possono fare gli atenei nel far vedere che si può fare molto per combattere il cambiamento climatico. Poi sul tema dell'adattamento, di cui dirò qualcosa, la comunicazione, il lavoro del gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici si affianca a quello di altri gruppi di lavoro sulla mobilità, l'energia, i rifiuti, l'educazione, il cibo, che vedete in questo quadro che è stato pubblicato nel manifesto della RUS, riguardano molti dei gruppi di lavoro, quindi i puntini sono dove ci se ne occupa, dove c'è proprio l'icona, è proprio centrale.
per quel gruppo di lavoro, insomma, ormai a pieno, diciamo, pieno spettro su tutti i temi dello sviluppo sostenibile. Se vi interessa qualche dettaglio, ecco, concretamente cosa facciamo, abbiamo fatto una linea guida su come fare gli inventari e anche un articolo che poi è diventato un articolo scientifico su una rivista scientifica italiana su quali sono i dati per quantificare le emissioni dai trasporti, dal riscaldamento, dall'energia elettrica. Allora, fatto questa introduzione, vediamo un po'. Io sulla scienza dirò poco perché Luca sembra efficace nello spiegare quella che è la conoscenza scientifica, magari giusto perché io faccio vedere qualche slide, mostro qualche grafico di proprio ultimissime cose per far capire perché davvero sta succedendo qualcosa di strano, di straordinario, potremmo dire. Questa è una delle ricostruzioni pubblicate su un articolo scientifico pubblicato un mese fa circa sulle temperature dell'Olocene, insomma la nostra civiltà, gli ultimi 10.000 anni. Sopra vedete stiamo usciti dall'era glaciale 12.000 anni fa, poi temperature, queste con diversi colori, sono diverse ricostruzioni statistiche, si possono usare i dati delle paleoclimatologie, degli anelli degli alberi, dei sedimenti, dei coralli, dei ghiacci, in modo un po' diverso a livello statistico, ma al di là di una ricostruzione che dà un valore alto 6.000 anni fa, le altre sono più basse, ma vedete noi oggi siamo qua sulla destra e se guardiamo il dettaglio degli ultimi 2 anni, che è proprio il cuore del nostro sviluppo come civiltà attuale, vedete come è successo qualcosa nell'ultimo secolo che non ha paragone con la variabilità del passato. Veramente stiamo portando il pianeta a funzionare in un modo in cui che non c'era negli scorsi 2000 anni, e vedete anche l'andamento, non è solo il valore assoluto dove siamo arrivati, ma la tendenza che è preoccupante. Io non dirò altro di scientifico, solo un paio di cose, rimando ai giovani soprattutto che hanno voglia di leggere, magari più tempo, ecco, magari tutti abbiamo voglia, loro magari non sono presi in tutti questi regimi di lavoro che abbiamo tutti, che ci fanno poi alla fine avere poco tempo per leggere. Io sono sempre dispiaciuto ormai per la quantità di articoli scientifici interessanti che escono, che poi non ho tempo di leggere perché alla fine ci sono tante cose da fare per la didattica e per la ricerca. Ecco, questa è una bella sintesi su qual è il problema del riscaldamento globale, perché, come diceva anche Luca, è necessario veramente puntare a limitare al massimo il riscaldamento globale. Questo sommario per i decisori politici di questo rapporto dell'IPCC, di cui ha parlato Luca, che ha già presentato, è disponibile anche in italiano, poi chi vuole leggere solo in inglese c'è sul sito dell'IPCC anche in inglese. Un esempio è una figura come questa che mostra per diverse categorie di impatto la differenza che c'è fra 2 gradi e 1,5 gradi per la biodiversità, per gli eventi estremi, ecco, e qui si capisce, se si legge questo rapporto, perché davvero l'obiettivo dell'accordo di Parigi, mantenere l'aumento delle temperature ben al di sotto dei 2 gradi e fare uno sforzo per fermarsi a 1,5 gradi, perché è così importante raggiungerlo e perché non è così un vezzo di qualche politico che vuole puntare in alto, di qualche scienziato che è un po' preoccupato. Cioè, ci sono veramente dati molto solidi. Faccio un esempio di cose di cui poco si sa, perché magari il riscaldamento, le piogge intense, l'onda di calore ne parliamo. C'è una frase in questo rapporto sul clima dell'IPCC, questo rapporto speciale, che dice che il pH del mare, ossia la misura dell'acidità, è diminuito di 0,1 unità dall'inizio della rivoluzione industriale per effetto del fatto che noi buttiamo fuori combustibili fossili, cioè buttiamo fuori CO2 quando bruciamo i combustibili fossili, la CO2 si scioglie nell'acqua, diventa acido carbonico e acidifica il mare. Ebbene, questa maggiore acidificazione è una variazione che non ha precedenti negli ultimi 65 milioni di anni e con alta confidenza. Quando l'IPCC dice alta confidenza vuol dire che non ci sono dubbi, nel senso veramente non c'è probabilità di sbagliare. Con media confidenza, ossia magari qui non è molto sicuro, potremmo andare dentro 300 milioni di anni per vedere una variazione dell'acidità così accentuata. 0 unità sembra poco, ma è una misura logaritmica, quindi il 25% in più di acidificazione. Ecco, di questo se ne parla poco, ma è un rischio rilevante. Oggi si comincia a sentire parlare dell'Antartide, che è uno dei motivi per cui quell'urgenza di cui parlava Luca è veramente importante. Si comincia a vedere che ci sono delle segnali di declaciazione, alcuni ghiacciai qua che sono instabili, per cui ecco, quando parliamo di ghiacciai non parliamo quelli delle montagne, qui, che sono comunque grandi, qui parliamo cose, l'Antartide è un continente di ghiaccio, quindi delle quantità di ghiaccio gigantesche che possono far crescere di tantissimi metri il livello del mare. Ebbene, questo articolo uscito 20 giorni fa
fa vedere come un mondo a 2 gradi è un mondo in cui si perde una grande parte dei ghiacci in questa zona, per non dire 3 o 4 gradi, e quindi capite che qui ci sono livelli di aumento del mare che possono raggiungere in qualche secolo i 5-10 metri. Ecco, non stiamo parlando dei film di Hollywood, però è un meccanismo che noi possiamo innescare e che dopo ha le sue dinamiche, non facciamo fatica a fermare. Per non dire di altri punti di instabilità del sistema climatico, appunto, che quei tipping point, insomma i tipping element, quindi questi elementi del sistema climatico che magari hanno questa soglia critica chiamata tipping point, che li fa comportare in modo diverso. Un articolo molto pesante appena uscito sulla foresta amazzonica, in cui si dice che potremmo superare un punto in cui dopo la foresta pluviale, l'ecosistema foresta pluviale comincia a non essere più stabile e va verso magari fenomeni di spostamento verso altri tipi di ecosistemi. Ecco, quindi la situazione effettivamente, posso confermare quella che diceva Luca, gli scenari li conosciamo, andare verso 5 gradi rispetto a fermarsi. Ecco, io vorrei dire una cosa sull'aspetto scientifico prima di passare alle azioni, che guardate che noi oggi vediamo questi scenari di proiezioni future temperature. Lo scenario in cui non facciamo niente, andiamo verso i 6-7 gradi nel giro di qualche secolo, se agiamo stiamo sotto i 2 gradi, questi sono aumenti di temperatura rispetto 86-2005, quindi non rispetto al livello preindustriale, e uno può dire sì, ma magari si sbagliano, c'è comunque una grande incertezza nelle proiezioni. Sì, però guardate che i modelli ci prendono. Se noi guardiamo la proiezione fatta dal 2000 al 2020 dei modelli di 20 anni fa, che erano molto più precisi di quelli attuali, molto meno raffinati di quelli attuali, tutto sommato le loro proiezioni, che sono la linea nera e la incertezza era la banda grigia di tutti i vari modelli, torna bene con le 3 diverse ricostruzioni delle temperature fatte da 3 diversi centri di ricerca che vedete con questi colori. Quindi alla fine i modelli di fatto sono il migliore strumento che abbiamo e ci dicono, ecco, che succede quella cosa lì se non andiamo avanti a mettere tanti gas serra nell'atmosfera. Ecco, quindi il primo punto è cercare appunto di aumentare la consapevolezza, quella battaglia culturale di cui ha già detto Luca, che riguarda da una parte in generale la cittadinanza, quindi convegni come questo, ma in generale parlarne di più, parlarne in tutti i possibili contesti, perché vedete qui questi contestatori contestano adesso i modelli dell'epidemiologia, ma è lo stesso, come dire, bacino culturale che contesta i modelli climatici o che contesta la scienza dell'evoluzione. Se vi interessa, c'è un bel libro, I mercanti di dubbi, che è uscito, che fa capire anche la storia di tutti questi che inventano il dubbio dove non esiste. E poi, se vi interessa, sul mio sito c'è gratis il libro che avevo scritto un po' di anni fa, ormai a qualcuno piace caldo, con tutte le risposte alle tesi negazioniste. Se conoscete qualcuno che dice che, perché sono in via di estinzione, però ancora c'è qualcuno che dice che è colpa del sole, o siccome oggi fa freddo non c'è riscaldamento globale, qui potete trovare argomenti per rispondergli. Segnalo appunto un articolo interessanti che ho letto recentemente, che è disponibile gratis sul web. Siccome sapete, molti dicono ma non conviene puntare così a essere ambiziosi sul cambiamento climatico, tutto sommato alcuni studi economici dicono che fermarsi a 3 gradi potrebbe essere a livello economico il punto ottimale, e su questo ci hanno pubblicato tanti articoli, anche uno che ha vinto il premio Nobel pochi anni fa, e qui è appena uscita una stroncatura massacrante di tutti questi studi che dicevano che con 3 gradi abbiamo la temperatura ottimale per il sistema economico, e questo articolo mostra come in realtà insomma non consideravano il mondo nostro, quegli studi economici, era un mondo ipotetico che però non è quello in cui viviamo noi, con la biosfera, con tutti quei sistemi che conosciamo. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Appunto, abbiamo detto, questo è il giro che vi ha proposto, che vi ha spiegato Luca, insomma le attività umane emettono gas serra, si accumulano nell'atmosfera, aumenta l'effetto serra naturale con le temperature, gli impatti sull'uomo, noi possiamo agire adattandoci e mitigando. Quindi l'adattamento è, ne vado molto veloce perché io vorrei concentrarmi più sulla mitigazione, è cercare di gestire i danni. Ecco, guardate, queste sono cose che si devono cominciare a fare urgentemente, perché i danni sono già in corso, per cui prepararsi è necessario. Avete visto, ecco, sul tema degli incendi, non ne abbiamo ancora avuto in Italia grandi problemi di incendi, ma è il caso che ci prepariamo, visto quello che è successo in Australia, in California. Ecco, questo è un cartello che
è girato, non ricordo se su Twitter, che è interessante, giusto, da Tarifa Station, che dice martedì condizioni catastrofiche. A me è piaciuto molto questo fatto di dire preparati, ecco, perché ci sono condizioni catastrofiche, per cui è il caso capire come, ecco, queste azioni di adattamento di cui parlavo dobbiamo metterle in campo, perché andremo incontro sicuramente a degli impatti. E quindi prepararsi è anche pianificando, questo anche a livello di Atenei, appunto sulla RUS uscirà a breve un primo documento del gruppo di lavoro dei cambiamenti climatici su cosa le università possono fare sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ecco, una cosa che vorrei dire qua, guardate, noi ci adatteremo comunque, gli esseri umani, io sono certo che riusciranno comunque a essere felici, molti di loro, molti avranno degli impatti spaventosi, ma la stragrande maggioranza cercherà comunque di essere felice e di vivere bene nelle condizioni più assurde che noi possiamo pensare. Qui guardate questa immagine, un grande tifone aveva devastato il territorio, i ragazzi comunque sono lì che giocano, trovano comunque il modo per vivere, per essere felici. Un'altra foto che mi ha fatto pensare era questa, vedete anche qui in alluvione, sempre nelle Filippine, vedete come, ecco, questo per dire che noi sicuramente ci adatteremo, siamo una specie che ha mostrato una capacità di adattamento spaventosa, siamo riusciti a colonizzare migliaia di anni fa delle zone assolutamente difficili del nostro pianeta, e quindi la sfida è quella di riuscire ad adattarsi, però minimizzando i danni per le persone più povere, che saranno quelle più colpite dal cambiamento climatico. Allora, vediamo invece la mitigazione, su cui vorrei spendere un po' di tempo perché è anche l'argomento su cui lavoro, faccio ricerca. Allora, la mitigazione vuol dire appunto, cercare di ridurre le emissioni di gas serra e potenziare quegli assorbimenti che possiamo fare di CO2. Ecco, qui ci sono veramente tante cose da fare, a tutti i livelli. Io qui cercherò adesso di darvi anche qualche motivo di speranza e anche qualche buona notizia. Ci ho scritto anche un libro che si intitola 9 buone notizie sul cambiamento climatico, insomma qualcosa c'è qua su cui possiamo fondare una ragionevole fiducia di fare una buona parte dei danni catastrofici che abbiamo davanti, non tutti, perché come detto qualcuno è già in corso, qualcuno ce ne avremo di più, però possiamo ancora evitare una grande parte dei danni che possiamo dare al clima e alla biosfera. Allora, se noi dobbiamo ridurre le emissioni della CO2, e come vi è stato spiegato, la CO2 deriva dall'uso dei combustibili fossili, è chiaro che meno usiamo i combustibili fossili meglio è. Quindi il primo modo è il risparmio energetico. È già stato detto, sappiamo che tutti siamo capaci a dirlo, ma farlo poi è sempre difficile, anche perché siamo in un contesto culturale in cui ci vengono input opposti per il 95% del tempo della nostra vita, e per cui è capibile, insomma, è normale, che non è strano che su questo non abbiamo portato a casa tantissimo, e però ultimamente si vede che comunque qualcosa si fa. È vero che se risparmio poi magari alla fine risparmio da una parte, sono meno virtuoso dall'altra. Sapete, hanno fatto degli studi anche sociologici, statistici, che hanno visto che a una popolazione in cui avevano fatto una campagna per cercare di convincerli a utilizzare meno acqua, quello che si è visto è che avevano poi effettivamente ridotto del 20% i consumi di acqua, ma avevano aumentato i consumi di energia rispetto a quelli in cui non c'era stato questo tipo di campagna, perché si sentivano più virtuosi in un settore e quindi erano meno virtuosi in un altro. Quindi, per far capire come poi gli esseri umani sono complessi e non è facile portare a casa risultati importanti sul risparmio energetico, ma è giusto farlo, perché il risparmio energetico è anche un risparmio di soldi. Aumento efficienza energetica, questo è il cuore, insomma, del sistema energetico del futuro. Noi sprechiamo una marea di energia quando produciamo l'energia fossile e quando la consumiamo, e qui c'è veramente tantissimo che si può fare. Adesso farò degli esempi. Poi, finché abbiamo ancora combustibili fossili, cerchiamo di far fuori subito il carbone e usare come ponte il gas. Naturalmente si parla di ponte, ossia deve essere la tecnologia che ci porta dai combustibili fossili ai rinnovabili, ma non è che poi deve rimanere, deve essere pronta nel giro di qualche decennio a lasciare lo spazio alle rinnovabili. La partita dell'energia non fossile, e qui tutte le rinnovabili, ne presenterò 2 o 3, ma sappiamo che ce ne sono tantissime di energie rinnovabili e stanno crescendo, c'è tanta ricerca e sviluppo, tanti investimenti,
e il panorama sta cambiando. Oggi le energie più competitive dal punto di vista della produzione dei kilowattora elettrici sono rinnovabili, l'eolico in molti contesti, in alcuni altri già anche il solare è competitivo, di grandi dimensioni. Poi per convincere quelli, per evitare che magari chi dà un sacco di carbone o gas e magari fa fatica a rinunciare, anche perché lì c'è fondato business e il business controlla la politica, si sta comunque pensando di cercare di catturare la CO2 dei fumi, metterla sottoterra. È molto meno conveniente di usare le energie rinnovabili, però in qualche contesto questa cosa, in qualche settore industriale, ad esempio il cemento, l'acciaio, potrebbe avere un ruolo. Poi ci sono una serie di cose da fare sul metano, l'alimentazione, mangiare meno carne, le pratiche agricole conservative, ecco. Il menù è veramente lungo, io ai miei studenti gli faccio tante ore, quindi capite che non posso spiegarvi in un quarto d'ora tutte le tecnologie di mitigazione. Ricordare una cosa, una parte richiedono comportamenti individuali, altre richiedono investimenti grandi a livello macro, decisioni di politica industriale. Poi è chiaro che comunque l'individuo è quello che alla fine compra la lampadina, che decide di cambiare, di fare il cappotto alla propria abitazione, quindi passano per scelta individuale, ma ci deve essere un contesto politico che deve essere deciso a un livello maggiore di quello individuale, per cui il ruolo dell'individuo è quello soprattutto di esigere dalla politica un supporto per questo tipo di azioni, perché senza un supporto a un livello elevato il cittadino, insomma, fino a un certo punto può fare le sue cose ma poi non riesce. Quindi è importante riscoprire il ruolo dell'individuo non solo come attore del risparmio energetico, di acquisto di energie efficienti, ma anche come attore politico che esige dalla politica alcune misure. Allora, cosa dire a livello scientifico sulla mitigazione? Dai rapporti dell'IPCC quello che emerge è chiaramente che ci sono alcune cose che ormai sono ben definite. Se vogliamo andare negli scenari ben sotto i 2 gradi o fermarci a 1,5 gradi. Innanzitutto minore domanda di energia, quindi qua il risparmio energetico, tutto il tema dell'efficienza energetica che ci portano a ridurre la quantità di energia rinnovabile o fossile che dobbiamo utilizzare. Poi uno spostamento massiccio verso l'elettrificazione degli usi finali, quindi nel settore dei trasporti e della residenza civile, istituzionale, commerciale, quindi degli edifici, bisogna cercare di spostare i combustibili fossili all'elettricità, perché l'elettricità possiamo produrla in modo rinnovabile. Per cui l'auto elettrica, la pompa di calore, sono cose in ambito degli edifici, sono cose che dovranno far parte del nostro panorama in modo massiccio nei prossimi anni. Oltre allo spostamento all'elettrificazione, poi è chiaro che se io sposto i consumi verso l'elettricità, lì devo produrre una quantità gigantesca di elettricità da fonte rinnovabile. Quindi l'80% elettricità, se possibile il 100%, ma molti studi dicono che forse non arriveremo al 100% perché poi l'energia intermittente, magari avremo bisogno di qualcosa con la cattura della CO2 oppure combustibili di sintesi. Dopo cercherò di dire qualcosa sulla complessità di questo sistema che non emette più CO2 nell'atmosfera. E il carbone va fatto fuori subito, va detto che l'Italia si è impegnata dal 2025 a non avere più centrali a carbone, ma oggi sono già non economiche, per cui è probabile che le spengano anche prima, perché quando le stiamo utilizzando in questo momento stiamo spendendo più soldi che se non avessimo installato energie rinnovabili. La pianificazione urbana sui temi della mobilità sostenibile è fondamentale, azioni nel settore agricolo, l'alimentazione. Allora, cosa possiamo dire? Che l'IPCC dice che la fattibilità politica, economica e sociale è aumentata molto negli ultimi anni, quindi c'è stato un passo in avanti. Io su questo ho una visione un po' diversa da Luca, cioè io non penso che abbiamo buttato via il tempo, abbiamo faticato per motivi un po' legati a come il cambiamento climatico è fatto, che è un problema difficile, non è un problema che abbiamo vicino come, non so, l'inquinamento dell'aria che sono i miei polmoni, e allora io voglio, o il Covid, sono io che mi ammalo, posso finire in rianimazione, allora sto ben attento. Il cambiamento climatico per tanti decenni non si è quasi visto, cioè era confuso nella variabilità meteorologica. Adesso ci stiamo rendendo conto che c'è qualcosa di anomalo, insomma. Però negli anni 80-90 sì, non avevamo statistiche, la scienza era anche meno chiara nel darci le cose, quindi anche gli psicologi spiegano molti dei motivi per cui siamo così in difficoltà nell'affrontare un problema che è globale e quindi tutti siamo soltanto una piccola parte del problema e non lo vediamo così vicino e in modo costante. Però al di là di questa difficoltà
va detto che comunque qualcosa si comincia a vedere e ci sono, secondo gli studi tecnici, il potenziale per una transizione di sistema, cioè questo cambiamento si può fare. Come è fatto questo cambiamento? È fatto, come si diceva, ad esempio, il ruolo chiave dell'efficienza energetica in ambito residenziale, in cui bisogna passare a prodursi l'energia il più possibile vicino alle case, usare l'elettricità, quindi pompe di calore, sapete, queste macchine termodinamiche che mi permettono di essere molto efficiente nell'usare l'elettricità per fare il calore, molto più delle stufette a resistenza. La biomassa solo in alcuni contesti montani dove non ho inquinamento dell'aria e naturalmente riuscire a non avere una dispersione termica nella casa, cioè ridurre molto la domanda di energia perché la casa è più efficiente. Ora qua la buona notizia che è stata detta, questo incentivo del 110%, poi sappiamo che poi quando vai, io nel mio condominio sono andato a incontrarli, mi ha fatto una prima riunione in cui ho proposto degli amici tecnici, poi naturalmente la complessità è difficile, tutti quelli che hanno fatto nel condominio possono immaginare la difficoltà nel far decidere tutto il condominio di fare un'azione, anche se oggi non costa niente, per cui alle 100 persone che sono collegate, il primo invito che faccio, guardate, subito cercate di agire se non l'avete già fatto con la vostra casa, con il vostro condominio, perché in questo momento lo Stato vi regala soldi per farvi la casa nuova dal punto di vista energetico e in più risparmierete tanti soldi nei prossimi anni. Per cui questa cosa qui è una cosa di cui dobbiamo approfittare, è difficile, perché poi si comincia a dire che forse non ci sono ancora tutti i ponteggi sono già stati assegnati per fare i lavori nei condomini del prossimo anno e chi si arriva tardi ci sarà forse un surplus di richiesta, quindi questa sarà una grande botta, è importante però fare i lavori bene, in modo certificato e non far finta. Sulle rinnovabili, anche qui buone notizie, guardate che l'eolico e il solare hanno fatto passi giganteschi, oggi abbiamo delle turbine che sono molto più efficienti del passato. Queste turbine floating, quindi galleggianti, stanno cambiando il settore dell'eolico perché permettono di mettere l'offshore, quindi che è lontano dalle persone, anche dove c'è il fondale più profondo, perché la pala è galleggiante, c'è sotto un contrappeso, sono ancorata con delle catene sul fondo, e stanno crescendo veramente a livelli vertiginosi. Questa figura si ferma al 2016, ma quella sopra l'eolico, quella sotto il solare, la potenza installata, vedete che seguono esponenziale, quindi veramente c'è in corso quello che anche l'IPCC indica come una potenziale transizione. Ormai guardate, anche in Texas installano l'eolico, installano il solare, perché dove c'è il sole, dove c'è il vento sono convenienti. E se penso al sole, ecco, sappiamo che abbiamo il punto critico dell'energia che non è costante, perché di notte non c'è, è variabile, può essere, però anche qui i prezzi sono scesi tantissimo. Oggi il pannello fotovoltaico rispetto al primo che ha installato Luca o che ho installato io nel 2010, insomma, sono molto più bassi. Oggi guardate, tutti gli studi sulla diminuzione del pannello fotovoltaico sono stati sbagliati clamorosamente. Oggi siamo già con i prezzi che l'IEA, l'Agenzia Europea per l'Energia, ci diceva ci sarebbero stati nel 2035-2040. Quindi e anche tutte le proiezioni sulle energie rinnovabili hanno superato le proiezioni di Greenpeace, che anche Greenpeace ha sbagliato per difetto, quelli che venivano visti come i sognatori, ma figuriamoci se potranno crescere così le rinnovabili. Ecco, qui ci sono delle cose veramente interessanti su cui si può puntare. E guardate, lascio qui la citazione a un blog che dirigo che si chiama Climalteranti, che faccio con alcuni colleghi, perché c'è in giro questo documento, Planet of Human, questo documentario, che dice che non è vero che il pannello fotovoltaico, la paleolica riduce le emissioni perché poi per costruirla e poi quando devo dismetterla. Ebbene, ci sono tantissimi studi che mostrano come le energie rinnovabili si ripagano velocemente le loro emissioni di CO2 durante la costruzione, ma soprattutto più il sistema è decarbonizzato, più l'energia, la CO2 che mi serve per fare il pannello solare diminuisce, quindi è un qualcosa di virtuoso, cioè tanto più, cioè se io ho un sistema solo con il carbone che produce energia solo dal carbone, è chiaro che quando faccio l'acciaio per la turbina eolica ho una penalità, ma tanto più ho pale eoliche, tanto più loro producono energia, tanto più se faccio l'acciaio con l'arco elettrico riesco ad avere una pale eolica che ha una minore impronta carbonica. Ecco, quindi rispetto ai combustibili fossili, questo grafico in ordinate abbiamo le emissioni di CO2, life cycle, quindi durante tutto il ciclo di vita per kilowattora. Qui vedete appunto il carbone, il natural gas,
Ecco, vedete come le rinnovabili sono proprio molto molto lontane, quindi non c'è il dubbio che sia positivo passare all'energia rinnovabile. Poi è vero che se mi faccio l'energia rinnovabile sul tetto, sono portato a consumare più energia elettrica, perché tanto sono free, sono green. Questo è un effetto che c'è, ma non è completo, c'è comunque un vantaggio. Quindi l'effetto di rebound non va neanche poi enfatizzato troppo. Ora, cos'è che possiamo dire? Che su alcuni settori ormai le scelte strategiche sono chiare. Passaggio all'elettrificazione, riscaldamento, raffreddamento con pompe di calore, autovetture elettriche, magari sui mezzi di trasporto più grandi potrebbe essere l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, oppure qualche carburante di sintesi, però è più facile, insomma qua i giochi, ci sono ancora i dettagli da mettere a posto, ma la transizione è partita, si tratta di mettere il piede sull'acceleratore e farla più velocemente. Diverso per altri settori, come può essere la produzione del cemento, dell'acciaio, o anche pensiamo al trasporto navale, aereo, che sono settori un po' più difficili in cui non è detto che quei sistemi elettrici che si stanno proponendo saranno davvero competitivi. Ecco, sicuramente noi andremo incontro a un mondo che sarà molto più complesso dell'attuale. Questa è una figura tratta da un articolo sui Net Zero Energy Emission Energy System, cioè sistemi energetici a zero emissioni. Ecco, sono sistemi energetici in cui noi porteremo in giro l'elettricità, che è la linea verde, in tanti la produrremo, la porteremo in giro, in cui avremo magari poi anche l'idrogeno come altro vettore energetico. Avremo dei carburanti di sintesi che porteremo in giro, la CO2 che cattureremo e metteremo da qualche parte, l'ammoniaca. Ecco, oggi lo dico soprattutto ai giovani, magari che nelle università studieranno i sistemi energetici del futuro, abbiamo bisogno veramente di puntare in alto, perché fare a meno dei combustibili fossili non è facile, perché sono comodi, hanno un'energia concentrata che noi possiamo usare quando vogliamo, che sono 100 anni che abbiamo sviluppato. Invece farci in 30 anni un altro sistema energetico vuol dire veramente cercare di avere tutte le cose possibili che possiamo immaginare e capire poi dove sono le cose più convenienti. Magari a Udine o in Pianura Padana si faranno alcune cose, non tutte di quelle viste qua. Però ecco, questo per farvi capire come oggi c'è un grande fermento e ci sono tantissimi studi che già dicono che sono possibili questi sistemi senza emissioni di CO2. Alcuni, guardate, sono basati soltanto sul sole, il vento e l'idroelettrico. Altri scienziati dicono di no, abbiamo bisogno di biomasse, abbiamo bisogno comunque anche un po' di cattura della CO2. Su questo è giusto litigare. Cioè, mentre non è giusto discutere se c'è il cambiamento climatico, se è colpa delle attività umane e se più di 2 gradi è molto pericoloso, è giusto accapigliarsi se è meglio la pompa di calore rispetto al cappotto, su questa cosa le opzioni sono aperte ed è giusto ragionarci. Ora, io vengo verso la fine dicendo questo. Come diceva anche Luca, la sfida è veramente ambiziosa dei prossimi 3 decenni, cioè riuscire ad andare a emissioni nette zero. Quindi, prima cosa, ridurre del 90% le emissioni, azzerare la deforestazione. Questo è un articolo pubblicato su Science da scienziati molto preparati. E la terza cosa, per essere emissioni nette zero dovremmo essere pronti ad assorbire CO2 dall'atmosfera, perché a zero non ci andremo, questo è certo, sia perché ci saranno quelli che noi chiamiamo i lazzaroni, o si chiamano in termini tecnici i free rider, ossia quelli che faranno fare agli altri le riduzioni e loro faranno molto poco. Questo è fisiologico. Poi alcuni settori, dicevo, sono più difficili, come l'agricoltura, e togliere tutte le emissioni in quel settore non è facile, si devono produrre molto cibo, e quindi bisogna prepararsi ad assorbire tanta CO2 dall'atmosfera, e su questo ci sono alcune cose che si stanno facendo. Ecco, la fattibilità, a volte uno può farsi prendere lo sconforto, ma figuriamoci se è possibile una cosa del genere. Ebbene, in realtà, ecco, qui bisogna stare attenti, perché la fattibilità ha diverse dimensioni. Dal punto di vista tecnico, geofisico, questa cosa la possiamo fare. Forse la fattibilità è più un problema più che economico, istituzionale, sociale, cioè riuscire ad avere il consenso, riuscire ad occuparsi in modo adeguato di tutti i problemi che ci sono in questa transizione, perché noi sappiamo che abbiamo benefici. Allora, i benefici, io ne ho parlato appunto nel mio libro, e sappiamo che ce ne sono tanti, dal miglioramento per la qualità dell'aria, ai posti di lavoro, o il fatto che l'energia non ce l'abbiamo in casa. Noi la andiamo a prendere da fuori, andiamo a prendere dalla Russia, dall'Algeria, dalla Libia, dall'Arabia Saudita, e quindi sono miliardi che noi diamo a loro,
tutti gli anni per comprargli la loro energia. Se ce la facciamo in casa è chiaro che a livello economico c'è un vantaggio, al di là poi dei temi geopolitici, che non dipendere da Putin rispetto che dagli arabi per l'energia è comunque una cosa che per l'Europa e per l'Italia è conveniente. Quindi ci sono benefici, però ci sono anche dei problemi, dei costi, e i costi e i benefici non sono uguali per le stesse persone, c'è qualcuno che ha più benefici, qualcuno che ne ha di meno, e chi magari è intaccato da questa transizione perché perde il posto di lavoro, perché il suo posto di lavoro era nel settore fossile. E da qui la necessità di occuparsi della transizione, quella che viene chiamata la just transition, ossia una transizione giusta, cioè ci sono tanti posti di lavoro in più rispetto a quelli che si perdono, ma non sono gli stessi. Quindi chi perde il posto di lavoro, il lavoratore, va aiutato, e se non lo facciamo ci voterà contro. Quindi faccio un solo esempio, qui ce ne sarebbero tanti di esempi. Noi sappiamo che dobbiamo fare a meno del gas nel giro di 3 decenni. E quindi una cosa che potremmo dire è, nelle nuove case ha senso che io faccio costruire delle case in cui metto dentro il gas, quando fra 20 anni, 15, 25, il gas dovrà finire, cioè queste case dovranno andare con le pompe di calore o con altri sistemi, teleriscaldamento, fatto con dietro delle fonti rinnovabili. Allora, in molti comuni, Berkeley ad esempio, California, hanno detto nuove case non si mettono più in natural gas. Capite che se facciamo una cosa del genere, quelli che producono caldaiette da gas si lamenteranno, perché lì sono posti di lavoro che si perdono. Allora noi dobbiamo occuparci della riconversione di questa industria, che non deve più produrre caldaie a gas, e dobbiamo dirgli guarda che tu entro il 2015, entro il 2025, 2030 dovrai chiudere. Per cui preparati, io ti darò degli incentivi, ti pago la nuova fabbrica in cui tu fai altre cose. Ecco, se non lo facciamo, attenzione che pagheremo di più in danni del cambiamento climatico. Quindi la gestione dei conflitti è un grande tema. Molto velocemente, perché è il tema di ricerca su cui sto lavorando, questa è una figura dell'IPCC in cui mostra diversi scenari che permettono di stare a 1,5 gradi o con un superamento limitato a 1,5 gradi. Qui vedete quella cosa mostruosa che dal 2020 le emissioni devono crollare tipo del 6-7% all'anno, quindi una cosa, appunto, la fattibilità la potremmo discutere di essere in grado di fare a livello istituzionale. Tanto meno noi non scendiamo rapidamente, se scendiamo subito rapidamente possiamo arrivare dopo il 2060 a zero e poi assorbire un po' di CO2, qui siamo sotto lo zero, vedete, con un po' di foreste, un po' di attività agricole che stoccano carbonio. Se noi invece siamo più lenti nella transizione verso le emissioni zero, dovremo poi assorbire tanta CO2 dall'atmosfera. Parliamo di una cosa tipo centinaia di miliardi di tonnellate di CO2, ogni anno noi ne mettiamo 40, quindi dovremmo far andare il sistema al contrario, che è una cosa che veramente avrà anche dei costi molto rilevanti. Ma da qua il fatto che oggi una grande parte della ricerca e sviluppo è anche di cercare di capire come in modo conveniente noi possiamo cercare di assorbire più CO2 con metodi naturali, ma con altri sistemi, perché poi ecco, la divisione in metodi naturali non naturali non è semplice, perché anche fare una foresta di molti chilometri quadri non è una cosa nuova, non è una cosa naturale, non è un ecosistema come una foresta pluviale. Però al di là di queste disquisizioni lessicali, il problema è che noi dobbiamo, se vogliamo stare ben sotto i 2 gradi, dovremmo fare qui qualcosa tipo quello che abbiamo fatto nelle rinnovabili, rendere delle tecnologie che oggi sono inefficienti, non convenienti, molto costose, renderle convenienti, costose, poco costose ed efficienti. E qua ci sono quindi 30 anni da fare di ricerca e sviluppo, e non deve essere una scusa per non fare la decarbonizzazione, quello comunque va prima. Prima dobbiamo andare a zero, però quando siamo a zero siamo a metà del lavoro. Ci sarà l'altra metà del lavoro, che sarà quella di trovare il modo di sequestrare CO2 dall'atmosfera. Non ho tempo di raccontarvi tutte le opzioni, ma perché è importante farle, su questo vorrei finire. Quando noi guardiamo il ciclo biogeochimico del carbonio, questa è la figura dell'IPCC con tutti i numerini e così via, quello che noi vediamo è che se lo vogliamo semplificare, noi mettiamo CO2 in atmosfera, sta nell'aria, una parte va nella biosfera, una parte va negli oceani. Quello che rimane nell'aria dipende dal tempo, se non è che quando noi la buttiamo nell'aria poi
le foreste l'assorbono, l'oceano lo assorbono e nell'atmosfera non ce n'è più. Una parte rimane molto molto a lungo. Quella dell'oceano, dicevo che il problema è che acidifica l'oceano. Per le piante tutto sommato non è male perché le piante crescono un po' di più. Il problema cos'è? Che quella che rimane in atmosfera, guardate questo grafico che ha le migliaia di anni, 1/10 rimane per decine di migliaia di anni. Può essere sequestrata soltanto con le reazioni di weathering con le rocce carbonatiche, quindi il motivo per cui non dovremmo più emettercela, perché il sistema del ciclo del carbonio purtroppo fa sì che dopo qualche migliaio di anni ce n'è ancora il 20% nell'aria e quella andrà avanti a scaldare il pianeta. E quindi noi stiamo cambiando il clima, ed è sicuro, per decine di centinaia di generazioni future, cioè qui ci saranno veramente molte decine di migliaia di anni in cui si vedrà quello che fanno le attività umane, che hanno fatto le attività umane, a meno che noi artificialmente tiriamo via la CO2, perché naturalmente lei ci mette troppo a scomparire. Allora, finisco con alcune finali buone notizie. Si diceva che appunto le parole ci sono ma non i fatti, ecco, però secondo me non va trascurato l'impegno di ormai 800 città, 100 regioni, più di 1000 compagnie con dei fatturati giganteschi, quei grandi player di tanti settori, che si impegnano a emissioni nette zero nel 2050. E anche lo statement di Xi Jinping sulle neutralità della Cina nel 2060 come CO2, come carbonio. Sì. Guardate che sono cose che non ci avrebbe scommesso nessuno 10 anni fa. Se 10 anni fa si diceva che la Cina avrebbe preso questo impegno, non ci avrebbe creduto nessuno. Veniva visto una cosa impossibile. Quindi ecco, io comunque direi che vedo qualche cosa di interessante che sta avvenendo. Anche quello di cui ha parlato prima Francesco, l'European Green Deal. Guardate che in Europa per noi i giochi sono fatti, cioè per quello che non bisogna anche perdere tempo se farlo, se non farlo e tutto. Ormai la long term strategy proposta dalla Commissione Europea, non da Greenpeace e Lega Ambiente, è un quadro in cui noi al 2050 siamo emissioni nette zero. Tra l'altro l'obiettivo europeo è climate neutrality, quindi neutralità climatica, mettendo dentro anche il metano al posto di azoto, non solo come CO2, quindi è anche più difficile di quello che abbiamo detto prima. Quindi è necessario colmare il gap che ce l'abbiamo, le politiche correnti ci portano, come si diceva, ai 3 gradi, noi dobbiamo andare verso stare a 1 grado, 2 gradi, o sotto i 2 gradi, 1,5 gradi, quindi veramente si tratta di colmare un gap di azione che in questo momento è evidente. Sull'European Green Deal io suggerisco a tutti di tenere gli occhi ben aperti, di parlarne, perché questo European Green Deal viaggerà, sarà implementato se ci sarà un grande consenso politico nei cittadini europei. L'altro giorno c'è stato un voto, una settimana fa, 10 giorni fa, del Parlamento europeo per portare l'obiettivo che c'è nella legge sul clima, guardate, dal 55% di riduzione al 2040, l'emendamento vuole portarlo al 60% di riduzione. Guardate che l'Europa dal 90 al 2020 più o meno ha ridotto intorno al 25% le sue emissioni, forse arriveremo al 28-29 visto il Covid, ma facciamo che 30%. In 30 anni, dal 1990 al 2020, 30% di riduzione. Se noi ci prendiamo l'impegno del 60% nel 2040, come ha votato nel 2030, come ha votato il Parlamento europeo, vuol dire che il 30% successivo dobbiamo farlo non in 30 anni, ma in 10 anni. Quindi capite la complessità di questo obiettivo. Ecco, questo deve diventare veramente la cosa di cui si parla, come si parlava dell'euro. Vi ricordate quando siamo entrati nell'euro che andavi a prendere il giornale e parlavano di questo euro, l'entrata dell'euro? Questo deve essere la nuova frontiera della politica europea. E guardate, dentro questo European Green Deal ci sono tante azioni di implementazione, sono già uscite le strategie sulla biodiversità, sul cibo, sull'economia circolare. Ecco, io vi suggerisco di stare molto attenti e di lavorare di parlare il più possibile della legge sul clima, perché c'è bisogno di un grande consenso politico, perché quel voto che c'è stato al Parlamento europeo è passato l'emendamento al 60% per 15 voti, quindi non è detto che si tornerà indietro. Per finire, ultima slide, vorrei citare questa frase che è stata messa nel rapporto speciale dell'IPCC su 1,5 gradi, una frase di Antoine de Exupéry: per quanto riguarda il futuro non si tratta di prevederlo, ma renderlo possibile. Ossia, noi ormai cosa succede, devo dire che a livello scientifico lo possiamo ben prevedere.
Adesso l'obiettivo è quello di cercare di cambiare il futuro, cioè di passare, di non accontentarsi di quello che sta succedendo, ma di cercare di passare ad un futuro diverso da quello insomma, che vediamo, che potrebbe esserci se va avanti il trend che abbiamo avuto fino ad oggi. Ecco, io mi fermo qua, adesso sono a disposizione per domande e anche per discutere un po' di queste cose. Grazie Stefano Caserini, bellissima carrellata che ci ha anche così portato ad alcuni riferimenti anche di misurazione, quelli richiesti, no, da Mercalli, quindi del lavoro che sta facendo a livello internazionale ma anche nazionale, con alcuni lanci di speranza, no? di un qualcosa che si è innestato ma che ha bisogno di essere molto vigili, coinvolti, partecipi nell'immagine che abbiamo usato nella locandina, no? C'è There is no planet B, richiama questi cartelli che ci sono anche molto sono molto presenti nel sistema del Fridays for Future, cioè questo movimento giovanile che sono anche, io metterei anche questi fra i segnali di importanza di un'attenzione civile, civica e soprattutto del mondo giovanile. Il problema è che noi adulti e noi grandi, come si suol dire, certe volte non vogliamo ascoltare, ecco. Però ecco la panoramica che ci hai esemplificato soprattutto l'enfasi sulle fonti energetiche rinnovabili, ma anche su questo tema del sequestro, della cattura, no, sono veramente molto interessanti. E fra l'altro ricordo, diceva il collega Gasparetto all'inizio, che su questi temi è stato lanciato adesso, questa è l'ultima proposta di fondi di ricerca, 1 miliardo di euro, fra l'altro, dal cosiddetto Horizon 2020, ed è proprio fra i temi centrali sono proprio quelli del cambiamento climatico. Quindi c'è un'ulteriore opportunità di alzare l'attenzione anche nel sistema della ricerca, che poi diventa divulgazione nel nostro paese su questi temi, no? Perché bisogna, avete usato, prepararsi, misurare, agire, questa è una cosa sicuramente fondamentale. Lascio però la parola o a Luca direttamente o a qualcuno mediante la chat, se ha piacere di porre qualche domanda ai nostri interlocutori. Abbiamo ancora un po' di minuti per sentire da loro se ci sono così altri elementi. Non vedo, almeno spero che abbiate accesso alla chat, e se no attivate il microfono perché noi siamo abbastanza liberi. Ecco, allora ve la leggo, ma la leggete anche voi? Sì, sì. Ecco, la leggo ad alta voce, sono una studentessa dell'Università di Udine e faccio parte di Future for di Pordenone. A vostro parere, come si possono sensibilizzare i giovani e giovanissimi riguardo alla crisi climatica ed ambientale, facendo loro capire che il problema tange tutti quanti sul personale? Non so. Ecco, che esperienza avete anche voi, magari, oltre che con gli studenti universitari, magari se vi è capitato anche di incontrare gente ancora più giovane come quella che ci sta ascoltando? Ma non so, vai tu Luca, vado io, cosa... Ma io posso dire che sono molto contento di questo movimento, l'ho appoggiato, ho partecipato a moltissimi di questi incontri, di questi scioperi, va tutto bene, lo mettiamo nel paniere delle azioni positive che stanno lievitando, quindi sosteniamolo, ma non possiamo neanche attribuire a questo movimento tutta la responsabilità di fare il cambiamento, cioè deve essere una delle componenti nella società. I giovani ovviamente sono investiti anche del loro diritto nei confronti della difesa delle condizioni che vivranno nella loro vita, rispetto a una popolazione via via più anziana che oggi detiene magari il potere ma non subirà quei danni. Io dico che però anche nel mondo degli anziani, accidenti, tranne i cinici più terribili, quasi tutti hanno una famiglia, hanno dei figli, hanno insomma quel rapporto di altruismo con la generazione futura, quindi va benissimo che i ragazzi giovani si muovano per tenere alta l'attenzione su questo tema, ma trasferiscano anche sui genitori, quindi sulle generazioni che hanno in mano maggiormente la stanza dei bottoni,
la necessità di essere concreti e rapidi. Ma io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto Stefano. Guardate, l'ottimismo io personalmente sulle tecnologie che abbiamo ce l'ho. Ho messo i pannelli solari, i fotovoltaici e i collettori per l'acqua calda già dal 2006, primo conto energia, e dal 2002 per quanto riguarda l'acqua calda. Hai speso tantissimo allora, dato i prezzi. Allora ho speso tantissimo, ma c'è il conto energia e quindi ho recuperato praticamente tutto. Certo. E oggi ho 14 kW di pannelli sui miei tetti, li ho via via coperto tutta la superficie possibile. Ho la pompa di calore. Uso 1/10 dell'energia che usavo 15 anni fa per riscaldare la casa e sto benissimo, non è che mi privo del comfort. Ho l'auto elettrica, ho la raccolta dell'acqua piovana, più o meno ho cercato di realizzare gran parte di tutte queste ricette. Il problema non è nel non avere i mezzi per farlo, è che il paziente non vuole essere curato. Cioè non c'è questa tensione sociale che ci serve per arrivare a quel risultato nei pochi anni. Voglio darvi proprio esempi concreti per farvi capire anche la mia frustrazione. Vi parlo del mondo che io frequento ogni giorno, che è la zona, diciamo, provincia di Torino, dove ho la possibilità di dialogare con gli amministratori pubblici, addirittura in qualche caso di sostenere processi elettorali per arrivare a mettere delle persone che abbiano queste sensibilità. E negli anni è successo. Ebbene, nonostante comuni dove siamo riusciti a portare delle liste civiche che dovevano fare esattamente queste cose, le hanno fatte esattamente contrarie. Cioè io ormai ho perso ogni speranza. Abbiamo eletto giunte civiche che dovevano limitare il consumo di suolo, attivare il risparmio energetico. Ebbene, hanno costruito nuovi supermercati, hanno asfaltato, fatto rotonde, hanno messo la rete del gas dove non c'era, con lavori in questi giorni. Proprio quello che ha detto Stefano, altro che Berkeley. Qui stanno mettendo il gas adesso, quando bastava su comuni di 800.000 abitanti, quello che è costato scavare, mettere la rete dei tubi in un paese di montagna, facevi il cappotto gratis e regalavi i pannelli solari a tutte le case. E queste cose però io ho avuto la possibilità di discuterle, cassati, messi in minoranza, spediti al mittente. E per non parlare a livello nazionale, la legge contro il consumo di suolo, che è una necessità impellente a causa del fatto che il suolo non è rinnovabile, lo stiamo cementificando, aumenta le emissioni di CO2, aumenta la vulnerabilità alle alluvioni. Beh, la legge contro il consumo di suolo giace in Parlamento dal 2012. Nemmeno un governo come questo, che ha molte caratteristiche di sensibilità ambientale, riesce a portarla all'approvazione. Allora è quello, io sono scoraggiato perché non vedo i segnali di rapidità di cui abbiamo bisogno, pur avendo le medicine. Le medicine le ha fatte vedere Stefano, io ci credo, sono farmaci efficaci, difficili, richiedono una cura molto ferrea, ma ci sono, ma sono lì nell'armadietto dei farmaci. Il paziente se ne fotte, è in piazza che sta gozzovigliando, si inciucca, si droga, altro che prendere le tue medicine. E ogni giorno che passa purtroppo è un giorno perduto. E quello che ho detto all'inizio, se avessimo davanti a noi un tempo lungo, io sarei pienamente ottimista. È che il tempo non c'è. Allora serve quella situazione che a livello di società cambia dall'idea che tanto possiamo fare tutto a quella della catastrofe incombente, dove si mette in atto lo stato di emergenza. L'Inghilterra di Churchill improvvisamente riconverte le fabbriche a uso bellico, si fanno gli orti nei parchi, i pescatori e gli yacht dei ricchi vanno a salvare la flotta britannica che era in Francia e se la riportano a casa sotto le bombe dei nazisti. Cioè, questo abbiamo bisogno. Se non c'è questa tensione morale, continueremo a fare convegni, chiacchiere, a scrivere, piano piano ce la faremo, ma sì, un pannello solare in più, ma poi i numeri sono impietosi, 8%, 7% all'anno di riduzione di CO2, per ora c'è riuscito solo Covid. Ci sono anche altre domande, ma sì, se anche su queste, se hai letto Stefano, perché c'è una particolarmente sul +1,3.
più Sì, 1,3. dopo arrivo a quella, su questa cosa qua, ma io appunto penso che è normale che se guardiamo la fotografia, in particolare quello che fanno i comuni, cioè è desolante, ma anche perché i comuni ormai nella situazione in cui sono spesso hanno l'obiettivo di tenere aperto il cimitero, di non licenziare troppe persone, di mantenere i servizi primari e quindi non riescono a fare queste cose, non hanno le competenze, a volte poi magari ci sono persone che vogliono la faccia, però io penso che se per rispondere alla domanda noi dobbiamo cercare di comunicare anche facendo vedere il film e la speranza che possiamo vedere nel film rispetto alla fotografia. Io mi occupo anche come, cioè, meno che da Luca, Luca è un'antica, forse è anche più, diciamo, più una conoscenza dell'Italia molto maggiore della mia perché ha girato veramente in tantissimi posti più di me. Però io ho visto negli ultimi 10 anni un cambiamento anche a livello locale. Oltre, cioè io ricordo 10 anni fa venivi visto come l'ambientalista che magari ha le sue paranoie del clima. Adesso sono le associazioni industriali che parlano di clima. Guardate che ormai, se guardiamo quello che sta succedendo nel mondo finanziario sul disinvestimento del fossile, sono lì che se la fanno sotto perché hanno paura di rimanere in mano con gli stranded asset sulle fossili. Quindi per rispondere alla domanda, ecco, non c'è un solo modo per sensibilizzare i giovani, come per gli adulti. Gli studi di comunicazione dicono che bisogna capire il giovane che predisposizione ha sul cambiamento climatico. Se è un giovane già preoccupato del cambiamento climatico, che già sa le cose fondamentali, non bisogna dirgli altro sui rischi, lo sensibilizzi facendo diventare un attore concreto, ossia uno che guida la manifestazione, uno che mette il pannello solare, uno che rompe le palle al condominio per fare il lavoro. È quello il modo con cui lui si attiverà di più. Se è uno che è dubbioso, allora per sensibilizzarlo il convegno va bene, così come anche il negazionista, cioè il negazionista, quello di fatto che nega la scienza del clima, è inutile che gli fai vedere i miei grafici, non te li guarderà mai, devi raccontargli la storia che la Cina sta facendo le energie rinnovabili, sta portando posti di lavoro via agli altri, quindi attenzione che la comunicazione per sensibilizzare dipende dal target. Cioè se vai a parlare con i giovani industriali è diverso che se vai a parlare con i giovani di Greenpeace. Ecco, su questo attenzione che non vale per tutti. Sulla domanda che c'è dopo, quello del grado 5, allora noi siamo a livello globale, sai, poi non è un dato del singolo anno che va conteggiato, ma la tendenza. La tendenza ci dice che oggi siamo sopra un grado, 1,5, 1,1, e sicuramente con l'inerzia che c'è nel sistema climatico sforeremo 1,5 gradi, questo è certo. Il punto di quanto lo sforeremo e quanto a lungo. Questo è un qualcosa che possiamo decidere. Staremo sopra 1,5 gradi, ma non tanto per il singolo anno. Il punto è se staremo a 1,8 per un decennio, se staremo a 1,9 per 20 anni, ecco, questo cambia molto. Quindi e poi non è che un anno, non è che sopra 1,5 succedono le cose diverse da 1,4, succedono cose un po' di più, come succede un po' di meno rispetto a 1,6, insomma, per cui non è che c'è una soglia di non ritorno. A volte nel linguaggio giornalistico si preferisce dire sopra l'1,5 non c'è più niente da fare. No, cioè, anche a 2 gradi noi possiamo fare molto per contrattare il riscaldamento globale, sarà con molti più impatti. Io l'ultima cosa che volevo dire su questo, attenzione, io sono d'accordo che per molte persone capire la gravità della situazione e avere paura porta ad agire, ma non per tutti. Cioè, ci sono un sacco di persone che vanno avanti a fumare un pacchetto di sigarette al giorno sapendo bene, già tossendo, avendo magari fatto delle operazioni alle labbra perché la sigaretta gli ha portato dei danni alla gola e tutto, e vanno avanti. Quindi lì dentro ci sono dei meccanismi molto difficili da studiare a livello psicologico. Soprattutto per i giovani io penso che bisogna fare capire la dimensione della sfida, del sogno. Cioè le generazioni passate si sono mobilitate perché hanno visto lì il loro modo per ribaltare il mondo, per essere quelli che fanno un cambiamento rispetto ai Matusa che c'erano prima. Ecco, secondo me va riscoperta la dimensione della sfida, come dire, che questa è la sfida di questo tempo. In altri periodi ci sono state magari altre sfide, dallo statuto dei lavoratori ed altre cose. Ecco, però secondo me solo con la paura si rischia che l'emergenza sia gestita tra virgolette da destra, ossia da un potere tecnocratico che riduce i diritti, che riduce le libertà, e questo è uno scenario che dobbiamo mettere in conto, per cui io penso che in emergenza poi le soluzioni non sono le migliori, perché nel contesto democratico emergono le soluzioni migliori, perché poi l'implementazione
devi farlo in modo democratico, magari la decisione puoi assumere a livello macro, ma poi se non la gestisci in modo democratico non sei rapido ad implementare, non è vero che poi ce la fai. Per cui, ecco, su questo io cercherei di tenere comunque di tener conto che nel film degli ultimi 10 anni ci sono molte cose interessanti su cui un po' più di speranza. Ecco, io ero più preoccupato prima di Parigi e 5 anni fa ero più preoccupato. Adesso è vero che abbiamo 5 anni, siamo 5 anni più vicini, abbiamo un po' più di aumento di temperatura, sappiamo anche meglio la gravità. Però io ho visto delle dinamiche negli ultimi 5 anni che rispetto a 5 anni fa devo dire che sono cose molto interessanti che stanno succedendo, ecco, in tante parti del mondo. Grazie a Luca Stefano per questi ulteriori commenti. Stanno arrivando altre domande, adesso il tempo purtroppo è tiranno e non possiamo fare piano piano, come diceva anche Luca, no? Dobbiamo fare... quindi c'è questa considerazione sulla tensione sociale, a cui è un termine molto interessante. Io direi che far passare il messaggio alla cittadinanza, appunto questo tentativo che anche come mondo della ricerca accademico, di chi si occupa, è abbinato a chi ci dà una grande mano anche nella divulgazione, credo sia una strada. È chiaro che arriviamo a certi tipi di interlocutori. Poi c'è quello che nel marketing i miei colleghi che si occupano di questo tema amano molto e sappiamo essere molto potente, il passaparola, che io direi non è solo un parlare che è importante nella contaminazione su certi temi, ma anche l'agire. Da economista io ritengo che sia molto importante il ruolo di cosiddetto consumatore, quello con 2 T, cioè quello che agisce in maniera responsabile e concreta. A proposito di questo, anche lo so, appunto, la scelta di consumare o di non consumare, perché sembra strano, ma a me piace, parlando di economia, di dire guardate che un atto economico è quello del non acquisto, del non consumo. Sembra un paradosso, ma è, perché è una scelta importante. Come nel caso anche dell'ultima domanda su cui chiuderei, non so se volete fare poi una battuta di chiusura sulle auto elettriche. Sembrano l'alternativa migliore. Ecco, Stefano. Sì, cioè bisogna costruire posti di lavoro e un'industria del riciclo delle batterie che già c'è, già oggi si possono riciclare, l'importante è non buttarle nei fossi, ecco, questa è la cosa. Quindi la tesi la può fare sul riciclo delle batterie la studentessa, nel senso che sono cose che ormai ci sono e sicuramente le batterie del 2030 saranno molte più di quelle di oggi, saranno tantissime, avremo problemi con i materiali, ne troveremo altri. Si tratta di gestire questi problemi con delle soluzioni e spostare qui posti di lavoro che adesso sono nei benzinai, nei meccanici, perché l'auto elettrica ha la scocciatura per qualcuno e il grande vantaggio per il consumatore che è ha molte meno parti meccaniche, quindi si guasta molto di meno, per cui i posti di lavoro che non ci saranno più in alcuni settori saranno sicuramente nel riciclaggio delle batterie, a produzione di nuove batterie. Qui ecco, è importante vederla come una sfida industriale, cioè perché in Italia non parte una sfida industriale per fare batterie made in Italy, con la creatività che hanno gli italiani che riescono a fare le cose meglio, perché non ci si mettono miliardi di euro per far partire queste filiere? Perché sappiamo, purtroppo la Fiat ha scommesso, FCA ha scommesso contro l'auto elettrica ai tempi di Marchionne, abbiamo perso un sacco di tempo. Adesso anche loro stanno cominciando a capire che il mondo è lì e stanno pagando i crediti di CO2 a Tesla. FCA paga un sacco, centinaia di milioni di euro a Tesla perché deve dargli crediti di CO2 perché loro hanno meno emissioni di CO2. Insomma. Grazie Stefano. Bene, direi, se siete d'accordo e se lo è anche la Presidente Novelli, ecco, che è riapparsa, l'avevo vista prima, come coorganizzatrice di questo evento. Io ringrazio nuovamente tutti i nostri 2 ospiti, Luca Mercalli e Stefano Caserini, splendidi interventi. Siamo fortunati di poterli riprodurre e riproporre, come sapete, quindi vi ringraziamo anche per averci dato questa disponibilità. Ringrazio la Presidente Maria Cristina Novelli per aver condiviso con noi queste iniziative ed altre che faremo sicuramente assieme. Naturalmente la dottoressa Missana e l'ufficio che ha organizzato il tutto, e saluto tutte e tutti con calore rinnovabile e quindi con una convinzione di fiducia nel futuro, perché abbiamo, credo, dato anche, grazie ai nostri ospiti, anche degli importanti segnali di forza e di possibilità di agire che dobbiamo portarci a casa da subito, non c'è tempo. Quindi grazie a tutti e un saluto ai nostri 2 relatori.